Prendiamo posto. Graziano, vi hai già detto a Pizzi. C'è solo un emendamento, invece non ne faccio l'elenco perché solo questo. Della Giunta. Bene. Sì. Prendiamo posto. Dichiaro aperta la 169esima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei consiglieri alcune copie del processo verbale numero 167. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Gabrovez. Il congedo è concesso. Prima di dare seguito alla discussione sul disegno di legge assestamento del bilancio per gli anni 2020 e 2022, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 numero 26, mi sia consentito esprimere poche parole in commemorazione del già consigliere regionale Giulio Magrini. Prendete posto? Bene. Sì. Colleghe e colleghi, ci ha lasciato pochi giorni fa all'età di 79 anni, dopo una lunga malattia, affrontata con grande coraggio e forza d'animo, Giulio Magrini, consigliere regionale della terza, quarta e quinta legislatura, eletto nel 1973 nella circoscrizione dell'Alto Friuli, nella lista del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ovaro, impegnatosi molto giovane nella vita politica della sua terra, divenne consigliere comunale prima a Prato Carnico e poi a Tolmezzo. Dal 1973 al 1988 rappresentò la Carnia in Consiglio regionale, aderendo al gruppo consigliare del PC, e nel 1990 fu eletto sindaco di Ovaro. Incarico che svolse con grande disponibilità nel suo paese natale. Personalità politica di spessore, amministratore e legislatore attento e preparato, uomo di cultura e studioso, ha saputo incidere attivamente nell'applicazione regionale della legge istitutiva delle comunità montane e nella elaborazione delle prime linee di intervento sulla rinascita del Friuli terremotato. Non solo da Presidente della Commissione Speciale Regionale per la Ricostruzione, che guidò autorevolmente raccogliendo il testimone da Salvatore Varisco. Come componente di commissione seguiva abitualmente i provvedimenti relativi alle zone terremotate, le materie riguardanti l'agricoltura, l'attività venatoria, la forestazione e il turismo delle aree montane, e in queste veste assunse l'incarico di relatore in aula di diversi provvedimenti di legge. Ha contribuito, assieme ad altri, a definire proposte e delineare progetti, ma è stato uno tra i pochi che ha continuato a dialogare e a confrontarsi con i giovani sulle difficoltà dell'amministrare, sulle criticità strutturali e sulle possibili soluzioni che potevano arrestare il lento declino demografico e sociale di una terra orgogliosa della propria storia, nella quale era cresciuto vedendo le fatiche quotidiane e i sacrifici delle persone più anziane. Giulio e i fratelli sono cresciuti e hanno maturato la loro coscienza civile nella memoria del papà, medico e partigiano della brigata Carnia delle forze garibaldine, ucciso da un comando tedesco a Sutrio nel 1944 e insignito alla memoria con la medaglia d'argento al valor militare. Questa eredità, accanto all'impegno civile e ai valori dei combattenti della libertà, hanno rappresentato i punti fermi di Giulio Magrini durante tutto il suo percorso, fatto di rigore e di ritura morale, di grande capacità di dialogo e confronto, sempre nel rispetto delle posizioni politiche degli interlocutori. Ha scritto il libro sulla sua adolescenza, Un bambino e la guerra, e ha curato e ideato il documentario Carnia 1944, Un'estate di libertà,
nella quale ha ripercorso la straordinaria esperienza della Repubblica Libera della Carnia, come prima conquista dei diritti di partecipazione democratica al governo di un territorio, seppure nelle condizioni date dall'ultimo anno di guerra. Nel ruolo di componente della direzione provinciale dell'Associazione Partigiani ha tenuto decine di interventi in molte località del Friuli, per ricordare momenti spesso tragici di lotta e le ricorrenze della liberazione, un appuntamento che lo vedeva sempre presente. Appassionato di montagna e dei suoi percorsi naturalistici, è stato presidente dell'associazione che raggruppa le sezioni della Carnia e la Val Canale del Club Alpino Italiano, una realtà alla quale si deve la promozione del festival letterario Leggi Montagna, che aveva Giulio tra gli organizzatori. I molti che lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso l'impegno hanno lasciato in questi giorni significative testimonianze sulla sua naturale capacità di interpretare le criticità e suggerire le possibili soluzioni, coinvolgendo amministratori e associazioni per cercare di raggiungere i risultati che rispondevano alle esigenze e alle aspettative della comunità regionale. Alla moglie Bianca, ai figli Aulo e Giovanni e ai familiari porgiamo le condoglianze del Consiglio regionale. Salutiamo i familiari che sono in tribuna. Bene, quindi diamo seguito alla discussione sul disegno di legge sull'assestamento e mi è stato chiesto di cominciare con l'articolo 11, che è l'articolo del consigliere, dell'assessore Callari, che presenta un unico emendamento, tra l'altro tabellare della Giunta, e quindi invito intanto i colleghi a collegarsi con il sistema telematico di voto. Darei la parola all'assessore per illustrazione dell'emendamento 11.1. Prego, Assessore. Eccoci. Grazie Presidente. Sì, il mio è, come lei ha già accennato, un emendamento puramente tabellare. Si tratta di somme che vengono rimesse nei miei capitoli e che erano state messe a disposizione nei mesi precedenti per le norme di supporto al territorio che abbiamo fatto nei mesi scorsi con contributi vari, eccetera. Quindi semplicemente una variazione tabellare. Grazie. Bene, grazie. Ci sono interventi su questo articolo? Se non ci sono interventi, darei la parola ai relatori. Onsel non c'è. Morettuzzo. Centis. Tutto, grazie. Sergo. Astenuti. Cosolini. Basso. Di Bert. Bordin. Sì. Giunta. Allora io farei anche votazione per alzata di mano intanto, vedo che molti non si sono collegati, visto che insomma è solo un emendamento. Allora pongo in votazione per alzata di mano l'emendamento 11.1. Prego chi è favorevole di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Prendiamo atto degli astenuti. Grazie, l'emendamento è approvato. Passiamo alla votazione dell'articolo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, grazie. L'articolo è approvato. Passiamo adesso allora al 5, l'articolo 5 dell'assessore Pizzimenti.
Cominciamo, non so se io ho degli emendamenti iniziali a firma Santoro, non so, visto che adesso credo i consiglieri momentaneamente fuori, visto che sono molti, proprio vedo Conficoni eventualmente, può cominciare a illustrare, io vedo lui come primo firmatario il 5.2, 5.17, 5.18.1 che è stato ricollocato. Conficoni. Sì, grazie Presidente. Questa emergenza Covid offre l'opportunità di mutuare nuove abitudini di spostamento. In particolare sin da subito c'è la necessità di compensare la minor propensione all'uso dei mezzi di trasporto collettivi, spingendo l'uso della bicicletta, in particolare negli spostamenti in ambito urbano da casa scuola a casa lavoro. Quindi con l'emendamento 5.2 si propone, nelle more dell'attuazione dell'approvazione del piano regionale per la ciclabilità, che purtroppo è in forte ritardo, di stanziare 300.000 euro per la concessione di contributi a comuni o altri enti che vogliono promuovere iniziative finalizzate appunto a incentivare la mobilità sostenibile. Tra l'altro altre regioni come l'Emilia Romagna hanno recentemente adottato provvedimenti simili che senza dubbio possono contribuire a spingere l'uso delle due ruote. Tra l'altro segnalo che con questo emendamento abbiamo ritenuto di premiare nell'assegnazione di questi contributi i comuni che sono dotati di un piano di azione comunale per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento. Già più volte in quest'Aula abbiamo sottolineato che nonostante il piano di azione regionale contro lo smog obblighi 150 comuni della nostra regione a dotarsi di questo strumento da attivare in occasione dell'emergenza, solo una ventina di comuni lo abbiano approvato, e quindi c'è la necessità, se non di sanzionare quelli che non lo fanno, che la legge non lo prevede, almeno di premiare quelli che l'hanno fatto e di invogliare quelli che non l'hanno fatto a farlo con forme di premialità, e quindi indirizzare contributi in via preferenziale a questi comuni, contributi per iniziative volte a ridurre lo smog. Secondo noi è il modo giusto per poterlo fare. Con l'emendamento 5.17 chiediamo di scorrere la graduatoria delle domande per l'elaborazione dei biciplan. Sono state presentate 58 domande, di cui 22 finanziate, 46 non finanziate, quindi si chiede di aggiungere 400.000 euro 450 per poter scorrere tutta la graduatoria. L'ultimo emendamento, quello ricollocato, dovrebbe essere quello per poter anche in questo caso scorrere tutta la graduatoria delle domande per il contributo finalizzate all'installazione dei sistemi di accumulo per l'energia prodotta da pannelli fotovoltaici. Sono state finanziate 67 domande per un ammontare complessivo di 200.000 euro, ma questa iniziativa ha avuto molto successo, ci sono 1.140 domande ancora da finanziare, quindi noi riteniamo, diversamente dalla Giunta che ha proposto in qualche modo con un suo emendamento un rabbocco, no, di questa posta, che si tratti di fare un pieno di energia rinnovabile in qualche modo, no? E quindi di finanziare tutte le domande, perché questo può dare anche impulso alla green economy. Grazie. Grazie consigliere Conficoni. Santoro, allora l'ho visto rientrare. 5.1, 14, 16. Sì, Presidente, allora il 5.1 riguarda la possibilità di dare le imprese di trasporto di persone con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia un contributo una tantum, in quanto ci troviamo di fronte a una serie di imprese che non hanno a che fare con il trasporto pubblico locale, sono quindi quelle imprese che hanno i mezzi per le gite scolastiche piuttosto che per altre iniziative di questo tipo, o per i viaggi organizzati, che evidentemente sono in una situazione di grave emergenza economica, perché i benefici delle azioni finora effettuate
non hanno ricaduta su di loro. E quindi questo nostro emendamento è legato proprio a dare la possibilità che si agisca nei confronti di queste imprese rimaste un po' al margine delle iniziative. Se mi permette, parlerei anche del 5.13 a firma del collega Cosolini, mio ed altri, laddove sostanzialmente chiediamo 5 milioni per l'edilizia scolastica. Abbiamo parlato molto di questo tema e quindi è evidente che non poteva non essere depositato in un emendamento. Il 5.14 riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto la predisposizione dei piani da parte delle amministrazioni comunali che devono essere sostenute per fare questo anche da un punto di vista economico. Il 5.16, che è quello a cui tengo di più e che sostanzialmente riguarda la prima casa. Ne abbiamo parlato molto, ho sempre detto che consideravo irresponsabile l'ampliamento della platea dei beneficiari per la prima casa, non solo perché incentivare la nuova costruzione di villette non è mission della Regione. Mission della Regione deve essere quello di accompagnare chi vuole recuperare il tessuto edilizio esistente, ma soprattutto perché, come sottolineato dalla Corte dei Conti, questa misura non sarebbe stata di impatto zero per l'amministrazione regionale. E infatti, è un dato che ha detto l'assessore in commissione, al 31/12/2019 abbiamo più di 3.000 domande ferme che chiedono un fabbisogno di 50 milioni. Secondo me sono famiglie che chiedono di essere ascoltate e che sono state illuse da questa amministrazione regionale, perché in precedenza la nuova costruzione e il semplice acquisto non davano diritto a un contributo regionale. E come ho avuto modo di dire in altri momenti, è evidente che tutti noi avremmo voluto in ogni occasione poter finanziare chiunque e in qualsiasi contesto. Chi è che non lo vorrebbe? Chi è che non vorrebbe sostenere qualsiasi progetto? Chi è che non vorrebbe sostenere le famiglie in qualsiasi momento? Ma è evidente che questo va fatto tenendo d'occhio la questione delle risorse economiche. E oggi si dimostra che l'amministrazione regionale non ha i 50 milioni per la prima casa. E per la prima volta nella storia di questa regione non si darà soddisfazione a chi legittimamente aveva un'aspirazione. Io credo che qua ci sia poco di colorato, non è questione di destra o di sinistra, ma è una questione di numeri. E quindi la nostra richiesta che 30 milioni dell'avanzo siano messi sulla prima casa è una richiesta che risponde parzialmente a quelle famiglie, risponde alla necessità che queste famiglie possano procedere con i lavori, possano procedere con l'adeguamento, possa quindi essere un volano anche per l'economia di quei piccoli interventi di cui la nostra regione ha sicuramente bisogno, ma è sicuramente attrezzata. È evidente, Presidente, e rubo 2 secondi se fosse possibile, che questo articolo quest'anno è veramente deludente. In un momento in cui avremmo bisogno di investimenti in infrastrutture, mobilità, trasporti, edilizia privata e lavori pubblici, queste sono le deleghe dell'assessore Pizzimenti, non c'è nessuna misura se non l'ordinaria amministrazione. E fare ordinaria amministrazione con queste materie in un momento di crisi come questa, credo sia la cosa più deludente che questa regione sta facendo. E non è un caso
che il governo nazionale stia investendo sulle opere, sia in termini di semplificazione che in termini di risorse economiche che in termini di strumento. Io credo che questo momento non meriti un articolo 5 così delineato. Moretti, 53, 56. Grazie Presidente. Allora, il 5.3 è un emendamento, peraltro oggetto anche di un'interrogazione depositata a fine aprile, in attesa di risposta, che pone un problema, pone una questione, che in parte le misure nazionali hanno già attivato in maniera magari parziale. Il problema dei rimborsi relativi ai pendolari per quanto riguarda sia il trasporto ferroviario che il trasporto pubblico locale rispetto al periodo di chiusura derivato dall'emergenza Covid. E non è una cosa banale. L'interrogazione della verità si riferisce in particolare al trasporto scolastico, che ha un suo sconto, ha una sua già agevolazione esistente, ma che comunque rimane perché 4 mesi, poco più, le famiglie hanno sostenuto un costo che di fatto per la chiusura delle scuole non hanno 3 mesi e mezzo, insomma sì, qualcosa, ecco. Hanno sostenuto un costo di fatto di un servizio che non hanno usufruito. Lo facciamo perché su questo tema alcune aziende TPL, una in particolare ATAP di Pordenone, aveva già deliberato in merito rispetto su segnalazione, su input, su insistenza del comune di Pordenone, quindi il socio più importante, aveva messo lì insomma risorse importanti per considerato che il 2019 per le aziende, insomma per ATAP ma anche per APT è stato un anno comunque positivo da un punto di vista degli utili, degli avanzi. Ecco, credo che la scelta di quella società in quel momento era una scelta corretta. Poi non si sa come, non si sa, o meglio si sa perché l'hanno dichiarato per ragioni di tipo operative legate invece alla gestione del 2020, la cosa si è fermata, però il tema lo vogliamo riproporre, rafforzato questo anche dal fatto che la Regione Emilia-Romagna non più tardi del 20 luglio, quindi 10 giorni fa, ha fatto una delibera con la quale prevede il riconoscimento alle aziende di trasporto pubblico relativamente all'articolo 215 del decreto rilancio, che è quello che prevede l'utilizzo dei voucher. È una delibera di indirizzo, questo è quello che ha fatto la Regione Emilia-Romagna, ed è una delibera che a mio modo di vedere la Regione Friuli-Venezia Giulia potrebbe in qualche modo imitare, visto trattandosi di delibera di indirizzo. Noi qua lo poniamo come emendamento per sollevare all'assessore il problema, ma è un tema che è presente, perché non vorrei che tra qualche tempo, allora i voucher possono essere utilizzati da chi va a scuola e continua ad andare a scuola. Ci sono peraltro anche delle situazioni in cui i voucher non potranno essere utilizzati, e poi c'è tutto il tema dei pendolari. L'emendamento è largo, pone la questione, stanzia una cifra congrua, non certamente sufficiente a coprire tutte le esigenze di tutta la regione. È comunque positivo che sulla posta di quella norma dello sconto per il trasporto pubblico locale a utilizzo scolastico, insomma, vi siano ulteriori sconti, però riteniamo che questa sia una misura che vada
che vada perseguita. Assessore, il 5.6. Il 5.6 è, come le avevo anticipato, l'ennesimo emendamento riguardante il personale Frugistade. Non lo ripresento, l'abbiamo fatto con tutto bene, con la scheda finanziaria, come l'altra volta, no? Ecco, siamo stati fermi per un tema che onestamente io credo questa amministrazione avrebbe già dovuto risolvere. Comunque il tema è, e l'anticipo ritiro del 5.6, per porle il problema e chiederle a che punto siamo con l'impegno che lei e l'assessore Roberti vi eravate presi in sede di consiglio rispetto a questo tema, cioè a che punto è, scusa Tosolini, non ce l'ho lunga, sai, sul tema dei dipendenti assunti nel 2019 rispetto a quello che state attivando, perché in questi giorni credo arriveranno i contenziosi che quei dipendenti hanno o stanno attivando e credo che meritino doverosamente una risposta. Non so, anzi ho forti dubbi che la risposta EDR sia una risposta, perché di fatto questo non è un tema legato alle funzioni che possono o non possono essere date a Frugistade sulla competenza di determinate strade di viabilità, ma è una questione puramente contrattuale che riguarda e che sta all'applicazione in modo errata di una norma, o meglio, non all'applicazione, ma alla definizione di una norma che è palesemente incostituzionale, perché nel momento in cui tu hai le stesse persone, più persone che fanno lo stesso lavoro sulla stessa scrivania e uno ha un contratto ANAS, ex ANAS, e uno ha un contratto comparto unico regionale, ditemi voi se, con differenze retributive non di poco conto, ditemi voi se questa è correttezza. Ultime due questioni che non riguardano gli emendamenti, quindi le pronuncio ritiro, però le chiedo un aggiornamento su questo tema, perché insomma è già la sesta volta che lo presento, sì. Ecco. Non vado avanti. Ecco, due questioni in parte già toccate dalla collega Santoro. La questione prima casa, questa è una misura che è sempre stata finanziata, sia quando la vecchia norma aveva gli impegni pluriennali, quindi con i mutui, insomma, sempre stata finanziata, sia quando con la 1/2016 c'è stata la modifica normativa e quindi quelle determinate casistiche. È chiaro che nel momento in cui si va a modificare la norma e si amplia giocoforza la platea di intervento, non si può pensare che questa misura non venga totalmente finanziata. Perché? Perché si creano aspettative, giustamente, perché si creano attese, perché questa attese è giusto non deluderle nel momento in cui quelle persone hanno i requisiti per poter accedere ai contributi. Quindi anch'io stigmatizzo il senso di quella modifica normativa, ma non tanto solo il senso, il fatto che poi quella modifica normativa di fronte a 3.000 domande ferme, che non sono poche, vanno in qualche modo soddisfatte. E l'ultima questione, nell'emendamento tabellare, nell'emendamento 5.12.1, no scusi, c'è un emendamento tabellare che aumenta di 2 milioni la manutenzione delle piste ciclabili. Riguarda anche qua, allora, ecco, questo sì può essere questione di funzioni. Frugistade ha un nucleo che segue questo tipo di manutenzione. Abbiamo alcune piste ciclabili, lei lo sa, perché le abbiamo segnalato in più occasioni. Anche piste... Sì, scusi Presidente, ma è l'unico intervento, mi lasci chiudere. Sì, no, mi lasci chiudere tra pochissimo. Ci sono alcune piste ciclabili, alcune anche di rilevanza turistica notevole, che sono in uno stato di degrado, alcune sono anche, una in particolare chiusa, alcuni tratti sono chiuse, in uno stato di degrado francamente impresentabile. Già è una stagione difficile, già la situazione è quella che è,
Ecco, i 2 milioni vanno bene perché mi ha definito anche lì quali di competenza rimarranno a FUG Strade e quali passeranno alle competenze di questo fantomatico EDR. Perché non è che le province facessero meglio, tanto per essere chiari, perché le province facevano bene l'attivazione di quelle piste, ma poi la manutenzione era un problema continuo. Ultima questione, segnalo la possibile impugnazione, a mio modo di vedere, dell'emendamento che prevede il finanziamento per i 5 anni di residenza alle persone che si vogliono aggiornare sulle patenti, no? Sulle patenti dedicate all'autotrasporto merce. Perché? Perché c'è un problema, che il grosso dei guidatori di camion, delle ditte di autotrasporto, non sono residenti in questa regione, sono quasi tutti di nazionalità estera. Quindi segnalo, al di là di questo aspetto, anche il fatto che perché uno che è da poco assunto ed è da poco residente in questa regione, 2 anni, non può essere aiutato in questa anche corretta misura di sostegno? Grazie. Grazie. Da Giau 5.4. Grazie Presidente. L'emendamento faceva parte in qualche modo del nostro pacchetto a servizio della riapertura delle scuole. In questo caso prevede un contributo ai comuni per far fronte a quelle che sono le maggiori spese per il trasporto scolastico che dovranno essere affrontate proprio al riavvio dell'attività della scuola. Sappiamo che la Giunta è già intervenuta sul TPL, ovviamente nei comuni non c'è solo il TPL, ci sono anche degli appalti locali. Quello che ci ha detto ieri l'assessora Rosolena rispetto al fatto che non ci sono entrate differenziate, quindi diciamo magari rispetto ad una esigenza che all'inizio sembrava molto più significativa rispetto al trasporto locale, potrà essere ridotta, ma ci sono sicuramente degli oneri superiori in termini di sicurezza, no? Oggi stiamo discutendo molto di come i ragazzi andranno dentro a scuola, ma a scuola i ragazzi ci arriveranno molti anche attraverso il trasporto pubblico, speriamo anche molti a piedi o in bicicletta, però molti attraverso, e quindi c'è anche un intersecarsi di responsabilità che poi possono ricadere sulla scuola, dove magari si possono avere tutte le attenzioni, però sul mezzo di trasporto pubblico le cose possono essere diverse e quindi ci vuole una particolare attenzione. Credo che questa sia una grande preoccupazione che c'è nei dirigenti scolastici e negli insegnanti, perché poi rischiano anche di trovare a subire le conseguenze, diciamo, da tanti punti di vista, e prima di tutto quello magari di una nuova sospensione delle attività scolastiche, se tutta la catena non funziona e non garantisce la sicurezza. Per cui questo intervento lo proponiamo anche in quest'ottica. Mi permetto di fare una considerazione, diciamo, al di fuori dell'emendamento, sempre come richiesta di attenzione dalla Giunta. C'è la misura nazionale del super bonus 110, super credito, diciamo, al 110%, ovviamente è una misura molto appetibile, ma proprio perché è molto vantaggiosa ha anche dei criteri che sono molto selettivi, no? Adesso non li sappiamo ancora nel dettaglio, però insomma sì, mancano i decreti attuativi, però insomma le bozze che circolano e alcune anticipazioni ci dicono che giustamente anche essendo così vantaggiosa ha anche dei limiti, potrebbero restare fuori alcuni interventi che sono significativi, no? Perché per esempio si parla di interventi che vengono fatti solo sui locali che sono riscaldati, mentre per poter anche raggiungere quell'obiettivo di
diciamo, promozione di 2 classi di efficienza energetica, è necessario agire su balconi, su terrazzini, balconi per ridurre i ponti termici, è magari necessario agire su locali quali garage e cantine che sono attigui ai locali riscaldati ma che non sarebbero contemplati, per cui una particolare attenzione rispetto al fatto magari di intervenire, diciamo, in maniera complementare rispetto a ciò che può restare fuori, in maniera tale che poi i privati possano completare l'intervento, che ha delle soglie, anche in questo caso, che sono limitanti, per cui alcune spese potrebbero rimanere fuori. Grazie. Grazie. Cosolini. 5.4.1.5.15.18. Grazie Presidente. 5.4.1 che modifica il 5.5 propone di destinare al Comune di Trieste un contributo di 800.000 euro finalizzato ad avviare la ricostruzione della piscina terapeutica acquamarina. Ieri ricorreva un anno dal crollo del tetto della piscina, un servizio considerato essenziale da moltissimi cittadini per ragioni appunto di salute e di benessere. È un servizio che sembra destinato ad essere riattivato molto in là qualora dovesse dipendere da un progetto di project financing in Portovecchio appena allo studio, e tra le altre cose la cui finalizzazione a nostro avviso dovrebbe essere diversa, essere magari più quella dell'attrattore turistico che quella del servizio terapeutico fine in primo luogo. Consideriamo inoltre che nel medio-lungo periodo riteniamo le due strutture possano assolutamente convivere, e consideriamo un errore il rinunciare alla ristrutturazione di Acquamarina, anche per la semplice ragione che il Comune sta continuando a pagare gli oneri di concessione demaniale, che pagherà fino alla scadenza della concessione demaniale, e quando dovesse scadere la concessione demaniale ci sarebbero i costi del ripristino, quindi della totale demolizione e del totale ripristino dell'area a carico del concessionario. Quindi rinunciare in partenza a poter riattivare nel giro di un anno, perché questi sarebbero i tempi, come chiedono anche alcune migliaia di cittadini che hanno sottoscritto una petizione in questi giorni, è un errore. E per certi versi mi fa piacere che in qualche misura il sindaco ieri per la prima volta abbia in una sua dichiarazione, fra le tante che ha fatto non tutte proprio azzeccate, ma in una sua dichiarazione abbia aperto alla possibilità della ristrutturazione. Secondo noi sovrastimando il costo di quell'intervento che professionisti ritengono sia tranquillamente sostenibile con una cifra poco superiore al milione di euro. Io poi mi soffermo, Presidente, sull'emendamento in particolare 5.15. Assessore, ieri ho fatto arrabbiare l'assessore Bini dicendo che lui era partito con le trombe, con una carovana itinerante su una regione forte, viva e grande, e adesso sembra accontentarsi. Le do atto evidentemente di non aver iniziato la sua esperienza politica istituzionale con tutta questa orchestra, però non si accontenti lo stesso nemmeno lei, perché vede, questo è il secondo articolo chiave di questa discussione dalla quale emerge la mancanza di ambizione e di volontà di questa Giunta di voler investire proprio nel momento in cui ce n'è bisogno. Allora, se noi proponiamo 5 milioni per lo scorrimento della graduatoria dei contributi per i serramenti, è sulla base evidentemente di una fotografia delle domande a cui voi rispondete stanziando il 5%, 250.000 euro, diciamo che è un po' poco di questa cifra. Perché vede, è vero che quasi mai si riescono a soddisfare interamente graduatorie, ma è anche vero che il cittadino che presenta una domanda in base alla presenza dei requisiti
in base alla volontà di investire, di fare una spesa, di migliorare la situazione della propria abitazione, ha magari diritto a vedersi adeguatamente considerato prima che partano cose nuove, diciamo forse addirittura non immediatamente queste necessarie, quando parliamo di una manifestazione che sarà nel 2023, e non ripeto le cose che ha detto ieri il collega Moretuzzo, semmai le dirà lui relativamente al senso di quell'investimento sugli impianti siistici di 6 milioni di euro. E invece ci sono famiglie che vorrebbero cambiare i serramenti con imprese che cambierebbero i serramenti, che farebbero fatturato. Ci sono famiglie che vorrebbero accedere a un finanziamento della prima casa che è stato allargato con una scelta politica alla quale bisogna essere conseguenti. Perché non ve l'ha ordinato nessuno di allargare l'intervento della prima casa, ma l'avete voluto fare e adesso dovete mettere i soldi e non li mettete. Le do atto, Assessore, almeno, forse a dicembre, già che ci siamo, metta i 6 milioni subito, così ci risparmiamo questa storia, l'emendamento, perché no, sono di meno, poi lei assicura l'impegno, poi facciamo l'ordine del giorno, poi bisogna fare un po' di pressione e così via dicendo. Allora, riconosciamo, no? Perché poi va bene essere tutti quanti d'accordo quando viene qua il Presidente del Porto, Zeno D'Agostino, a parte qualcuno che era in silenzio, ma tutti gli altri d'accordo nel sostenere questa straordinaria performance del Porto di Trieste. Ma poi siamo conseguenti già a inizio di bilancio per il 2021 con queste... No, le do atto, infatti, dandole atto che almeno su questo lei ha evidentemente aderito, e invitandola a battere i pugni a dicembre per avere i 6 milioni subito a bilancio, preannuncio il ritiro dell'emendamento 5.18. Grazie Presidente. Grazie consigliere Moretuzzo. 5.6.1 e 5.19. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. L'emendamento 5.6.1 è un emendamento relativo al tema a cui accennava il consigliere Cosolini, ovvero relativo alla gestione degli impianti sciistici. È un emendamento della Giunta 5.7 che è relativo ai fondi che vengono impiegati al 2023, quindi Assessore. Togliamo ogni equivoco, qui non si tratta di essere contro gli adeguamenti degli impianti, penso sia corretto, visto che è una manifestazione di livello internazionale, che gli impianti esistenti abbiano manutenzione e vengano adeguati alla situazione che richiede la manifestazione, ma la Giunta dice che si è autorizzati a sostenere spese di nuova costruzione, adeguamento e ampliamento. Quindi io penso che nel 2020 in Friuli parlare di nuovi impianti sciistici fino a una quota come quella che si sta immaginando sia un'assurdità che va contro quello che dice tutta la comunità scientifica internazionale. Ieri in replica nella discussione ho detto che mi aspettavo che accanto a questo emendamento arrivasse anche una lettera di licenziamento del direttore dell'ARPA, perché l'ARPA ha presentato un dossier di 700 pagine dove è stato detto chiaramente che si prevede un aumento nei prossimi decenni di temperatura che arriva fino a 5 gradi e dicono chiaramente tutti che fino a 1500 metri parlare già oggi di impianti sciistici è un'assurdità, e qualcuno come l'Università di Grenoble dicono ancora più metri. Lo dice anche il Politecnico di Zurigo, dice chiaramente che in Svizzera prevedono un aumento di almeno più 4 gradi e mezzo sull'arco alpino, e in questo ambito noi parliamo di nuovi impianti sciistici. Beh, io penso che si tratti proprio di un'assurdità, quindi ripeto, io non dico di non mettere soldi.
siamo in ballo, si balla, adeguiamo gli impianti, ma immaginare di fare nuove costruzioni sotto gli 800 metri penso che sia veramente un'assurdità, quindi Assessore lo invito a tenere in considerazione questo aspetto e questo emendamento. Chiaramente parliamo di un'opportunità per la montagna, perché i cambiamenti climatici comunque per la montagna determineranno nuove potenzialità, perché la gente non abiterà più tanto nelle zone di pianura e diventerà dal punto di vista della condizione del benessere differente e cercherà di stare in montagna dove le temperature saranno più accettabili. Quindi la necessità di fare degli investimenti in montagna è assoluta, ma deve andare verso una logica di sostenibilità, tutela dell'ambiente, risparmio delle risorse a partire da quelle idriche, quando oggi invece viene depauperata. Questo deve essere tenuto in considerazione assolutamente. Il secondo emendamento invece è quello legato al finanziamento del Fondo per l'edilizia scolastica, di cui parlava già prima la consigliera Santoro, quindi non ripeto cose già dette, ma sottolineo qual è il capitolo di prelievo, perché noi pensiamo di prelevare i soldi nell'emendamento 5.9, perché io capisco che è stato un annuncio che ha avuto un eco mediatico e qualcuno ne è stato anche felice, ma oggi siamo al 30 luglio e non mi sembra che sia stato approvato un regolamento, quindi lei deve dirmi se da qui alla fine dell'anno pensa che tutti i soldi che sono sul capitolo bellezza verranno impiegati. Quindi o abbiamo questa certezza matematica che tutti i fondi sul capitolo bellezza verranno impiegati, oppure io penso che sarebbe più onesto dire è stata una misura che forse porteremo avanti ma per quest'anno non utilizzeremo, quindi prendiamo questi soldi e li mettiamo dove sicuramente è necessario, e di proposte dalla minoranza ce ne sono state molte, dall'edilizia scolastica ai serramenti eccetera, ma tenere soldi fermi su un capitolo che sappiamo non verrà utilizzato penso sia un'assurdità. Grazie. Giunta 5.7, 5.19.1. Sì, grazie. Sì, grazie Presidente. Io ho solo due emendamenti, la A e la B, in cui riguarda il primo questo finanziamento che è stato già illustrato da più di qualche consigliere, nel senso che erano molto dubbiosi. Magari rispondo subito anche a quello che diceva l'ultimo intervento Moretuzzo. Per quanto riguarda appunto i finanziamenti sulla manifestazione EIOF 2023, Giochi della Gioventù, e prevede una serie di interventi sulle infrastrutture che sono sui comuni di Forniavolti, Pontebba, Tarvisio, Sappada, eccetera eccetera, impianti ghiaccio, impianti palaghiaccio eccetera eccetera, sci di fondo. È chiaro che non si parla di strutture di nuove piste, così rispondo anche a questo, ma di strutture nuove che potrebbero essere in funzione delle piste, palazzine, cose di questo tipo, che potrebbero andare bene, e se non mettevamo queste come nuove non potevamo spendere in quella direzione. Quindi in questo momento qua, per ora, di piste nuove non si parla, ma solo di infrastrutture di quel tipo. Il punto B invece riguarda una conseguenza di quanto previsto dalla legge, quella sulla semplificazione, che prevede che venga istituito sia dal committente, dall'appaltante e dall'appaltatore una nomina, una designazione di due soggetti componenti, e se non sono d'accordo la Regione deve assolutamente nominare anche lei un terzo, e questo emendamento prevede che il terzo venga
nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente, cioè ogni assessore a secondo dei progetti e delle opere che sono sopra soglia Unione Europea, cioè oltre 5 milioni e 100, deve essere nominato questa coppia o terna per la gestione dell'appalto, e quindi noi diciamo che venga nominato su decreto del Presidente della Giunta regionale. Grazie. 519, chi lo illustra? Prego, Assessore Zilli. Adesso facciamo. Allora, 5, quello dei 600, se sono modifiche tabellari sono 2, una sono le 600.000 che vengono date per poter effettuare i lavori su una scuola a Fontana Fredda, mentre i 2 milioni sono dati appunto, come si diceva, che è stato detto mi pare dal consigliere Moreton, per Moretti, scusi, no Moreton, Moretti, scusa, Moretti, Moreton, Moretti, non Moreton. Boh, ma forse per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, ampliamento delle attività delle piste ciclabili, per la realizzazione di piste ciclabili. Questi sono gli unici 2 diversità rispetto alla tabella iniziale. Grazie. Consigliere Onsel. 5.8.9.12. No, quello è stato ricollocato, il 5.12.2. Sì. Allora, grazie. Sì, allora, Assessore, io ho 3 emendamenti e poi volevo fare anche alcuni ragionamenti, però per questo avrei un minimo di bisogno di poter avere contatto, eye contact, no? Si chiama. Allora, il primo emendamento riguarda un scorrimento di graduatoria con il quale sto peregrinando tra varie direzioni e vari assessorati. Penso di aver concluso il ciclo perché sono ritornato da lei. Era lo scorrimento di graduatoria che voi appunto originariamente avevate fatto, avete detto no, andate da questo altro assessore, poi da Bini, poi alla fine ieri da Bini ha detto di ritornare da voi. Quindi ecco che è arrivato. Io penso che sia opportuno questo scorrimento di graduatoria perché, come si era già detto 1000 volte, in una situazione come questa, queste sono risorse che sarebbero immediatamente spendibili per la vivacità del territorio, e la graduatoria che va proprio a favore delle pro loco. Bene, poi c'è un emendamento, io a lungo ho pensato sul suo emendamento EIOF, lei ha tanti soldi, a lungo ho pensato se potevo in qualche modo ricomprendere anche i rifugi. No, qui noi abbiamo un tessuto che sono i rifugi montani per quello che è il turismo sostenibile. Ho capito che per una certa cultura della competizione, di vedere appunto chi sia appunto Citius, Altius, Fortius, bisogna dare tutto il denaro che si vuole, ma magari qualcuno lo vuol fare Lentius, qualcuno appunto lo vuol fare Suavius e Profundius, per citare Alexander Langer, no? Quindi sto citando. Allora mettiamo qualcosa anche per i rifugi. Di nuovo lì mi sembra davvero di fare il pellegrinaggio delle 7 chiese. Allora volevo farlo, non l'ho fatto perché tanto me l'avreste bocciato. Bini ieri me l'ha detto, però ci pensi anche lei. Poi un altro emendamento è che, visto che qui arrivano soldi dappertutto, anche prima appunto Fontana Fredda, aspetta lo stadio, vediamo lo stadio, poi improvvisamente no, guarda, lo stadio non ci serve più, adesso ve li diamo per un'altra cosa. Allora ho detto, ma tutto sommato Udine è vero che sta facendo tante cose grazie ai soldi che io avevo raccolto quando ero sindaco, ma adesso stanno finendo. Allora ne ho fatto un emendamento che non ho intenzione di ritirare su Udine, dove
nella mia visione di città, che mi sembra sia ancora quella che adesso viene perseguita, seppur diciamo con minore eleganza, mi riferisco al progetto di via Mercato Vecchio, però diciamo, e comunque metta un po' di soldi nel recupero dell'ex frigo, perché c'è bisogno di un grande archivio. Questo è un'opera, diciamo, che è tutelata dalla soprintendenza, perché è l'ultimo modello di frigo che appartiene appunto alla grande tradizione, peraltro per un territorio agricolo come il nostro e anche diciamo quindi sull'allevamento ha una sua valenza, appartiene al grande complesso dell'ex macello, però richiede appunto un minimo di attenzione. Noi abbiamo bisogno degli spazi degli archivi, anche per il Museo Friulano di Storia Naturale attualmente gli archivi sono sparpagliati in vari capannoni a Udine Sud. Se uno diciamo recuperasse tutto lì ci sarebbe diciamo un discorso coerente, quindi ho un emendamento per portare dei soldi a Udine, visto che mi sembra che, ho capito che qui vanno da tutte le parti, le ripeto, il caso di Fonterrafretta, mettiamo anche qualcosa per Udine, ricordiamoci diciamo che c'è anche la nostra città. E poi ce n'è uno che sono disposto anche a ritirare, ed è quello sul trasporto pubblico locale. Allora, lei ha giustamente messo delle risorse, però io ricevo ancora tantissime segnalazioni che queste risorse vanno poi alla fine, adesso con tutto il rispetto, a ingrossare i dividendi che poi vengono, diciamo, in qualche modo elargiti dalle grandi compagnie che hanno vinto. È giusto, perché la logica è quella d'Europa, della competitività, tutto quello che vogliamo. Però è importante anche che qualcuno controlli che i servizi poi siano funzionali soprattutto alle comunità più periferiche. E allora io sono anche disposto a ritirare questo emendamento. Originalmente io chiedo qui delle risorse per potenziare i collegamenti, soprattutto intorno ai capoluoghi di provincia. Qui adesso vengono per esempio anche sul Carso triestino, ma altrettanto le posso portare intorno alla periferia di Udine, no? Dove abbiamo un ridottissimo servizio. Allora, se vogliamo diciamo, capitalizzare sull'economia che è stata fatta dell'impronta carbonica dovuta al Covid, evitiamo adesso di nuovo di costringere tutti a usare l'autoveicolo privato per fare qualunque spostamento alla periferia. Quindi le dico, le risorse ce le metta, ma controlli sul TPL qual è poi diciamo, il tipo di servizio che viene dato, perché ci sono situazioni, e io appunto ho individuato queste che vanno dal polo, dal hub a tutte diciamo, le parti periferiche, che mi sembrano con frequenze ancora che non permettono a famiglie, a cittadini di avere diciamo così, un valido sostituto all'utilizzo dell'autoveicolo privato. Quindi sono disposto a ritirarlo qualora lei diciamo, se invece condivide la mia cosa, sono molto lieto diciamo, che lo voglia accogliere. E l'ultima considerazione che volevo fare, mi dà ancora un minuto, la prego, era questa, perché non ho avuto modo di presentarlo, avete finito alle 4, no, martedì scorso, perché io non ho potuto leggere la cosa, mi conceda adesso 40 secondi. Che è il destino dei suoi 7 milioni sull'edilizia residenziale. No, ma mi lasci dire questo, ma a tutti ha fatto piacere che sia stato, diciamo, in qualche modo riequilibrato, ma certamente questo andamento altalenante. Io sono d'accordo che l'assessore Zilli è, diciamo, in qualche modo ormai diventata una provetta suonatrice d'organo che può appunto non solo con le mani, anche ma sul bilancio è quello che va fatto, ma è giusto che venga fatto. Però qual è la conclusione di tutto questo? È che evidentemente questi soldi non sono usati. Allora la mia domanda è, cioè, lei giustamente, l'assessore, fa quello, ma io dico, se davvero 2 mesi fa si potevano togliere, 3 mesi dopo si rimettono, adesso forse passerà la legge, ritorneranno, ma allora, cioè, qui stiamo diciamo, decidendo poi azioni che hanno una loro effettività, o stiamo semplicemente così ipotizzando possibili linee di finanziamento, tanto poi scopriremo che andranno tutti in avanzo o non andranno in avanzo perché in realtà resteranno lì parcheggiate. La mia preoccupazione è che, vedendo anche come è stato altalenante, ma il suo caso è emblematico, la copertura di tantissime poste straordinarie, mi è venuta onestamente la preoccupazione che forse non ci sia una buona, diciamo,
controllo sulla capacità di spesa e quindi chiudo il mio intervento invitandola a esercitare questo controllo. Grazie. Allora, No, guarda che i Gabrovez, suonatori d'organo che però è assente, suonano anche con i piedi. quindi aspettiamo finché non chiudiamo la discussione degli emendamenti e poi in caso decadono. Quindi Bordin 5.12.1. Scusate. Allora, con questo emendamento si vuole in qualche modo cercare di soddisfare due esigenze che ci possono essere. Da un lato un'esigenza lavorativa, dall'altro un'esigenza di sostegno ad un settore produttivo. Perché esigenza lavorativa? Perché questa norma sostanzialmente vuole promuovere e sostenere la riqualificazione professionale, quindi l'inserimento sul mercato del lavoro da parte di soggetti che in qualche modo si trovano purtroppo sui margini o perché disoccupati o inoccupati, oppure perché magari hanno un lavoro occasionale, oppure hanno partita IVA ma con redditi molto bassi che quindi stanno a dimostrare come l'attività abbia una situazione purtroppo non florida. E quindi attraverso questa norma si prevede un contributo fino a un massimo di 5.000 euro per i singoli beneficiari per sostenere le spese per conseguire la carta di qualificazione del conducente, la CQC, per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori. Si tratta di un titolo abilitante che ha un costo, come avete visto, importante, e che però in qualche modo darebbe a persone che si trovano, come detto, inoccupate oppure in una situazione di occupazione non stabile e comunque non con una redditualità sufficiente per mantenere se stesso e la propria famiglia, di avere un titolo in più che gli consenta di poter inserirsi in un contesto lavorativo in cui ci c'è richiesta, perché una cosa che è emersa attraverso il confronto con quelle che sono poi anche le attività di trasporto di merci e di persone è che è un settore in cui c'è una forte richiesta di persone per la guida di camion o di corriere e molto spesso è difficile trovarle. E naturalmente offrire la possibilità a chi si trova appunto in questa situazione di avere questo titolo, conseguire questo titolo, significa anche dargli una marcia in più, un'occasione in più per poter essere inserito nel mondo del lavoro. Nel contempo naturalmente si aiutano anche le imprese di trasporto che sappiamo benissimo in questa fase storica si trovano a dover fronteggiare anche quelle che sono le dinamiche della concorrenza proveniente da paesi dell'est europeo in cui i costi sono sicuramente inferiori ai nostri. Chi ha avuto modo di partecipare alla giornata che tra l'altro abbiamo avuto a Udine con l'onorevole Lizzi, ha sentito ad esempio l'ingegnere Masotti di Confindustria, ha fatto un quadro molto chiaro di quelle che sono le problematiche che oggi come oggi vanno a colpire il mondo del trasporto. Abbiamo imprese appunto che provengono da altri paesi e che si trovano a fare una concorrenza alle nostre imprese a condizioni che per noi sono insostenibili. È vero che quelle che sono le decisioni prese recentemente a livello europeo in qualche modo cercano di dare riscontro alle nostre imprese, ma è altrettanto vero che se noi da un lato con questa misura diamo una mano a chi è inoccupato ad avere un titolo che gli consente di accedere con più facilità al mondo del lavoro e dall'altro diamo alle imprese di trasporto, sia merci che persone, la possibilità di avere personale qualificato a disposizione, ecco, in qualche modo cerchiamo di dare una mano a due situazioni che nel complesso credo rendano questa misura assolutamente importante ed efficace. Viene demandato naturalmente alla Giunta l'adozione di uno specifico regolamento per la disciplina poi concreta della concessione di questi contributi. La somma stanziata è di 200.000 euro e l'obiettivo appunto è quello di riuscire a formare 50-60 persone tra i 18 e i 55 anni in stato di disoccupazione o inoccupazione oppure di lavoratore occasionale oppure titolari di partita IVA con reddito professionale netto inferiore ai 35.000 euro affinché possano essere appunto inseriti in questo contesto lavorativo. Grazie. Servo 2.18.2. Sì, grazie Presidente. L'emendamento è molto semplice, in qualche modo l'ha già spiegato anche il collega Conficoni che ha presentato il 5.18.1, ma poi ho visto anche nelle modifiche tabellari anche la Giunta interviene sullo stesso capitolo. Stiamo parlando delle batterie di accumulo
e dell'emendamento approvato in quest'Aula un anno fa. C'è stato il bando e noi un anno fa chiedevamo 1 milione di euro all'inizio, quando abbiamo presentato il nostro emendamento. Ne sono stati messi poco più di 200.000. Fatto il bando a dicembre abbiamo ricevuto 1.130 domande e servono per coprirle tutte, oltre a quelli soldi, almeno così si è capito, oltre ai soldi già stanziati, 3.100.000 è quello che abbiamo poi inserito ovviamente anche nell'emendamento, 3.160.578,96 euro. E allora chiaramente noi abbiamo voluto riproporre questo emendamento per dire che un anno fa abbiamo detto iniziamo con quella cifra, poi rimpinguiamo. Era ovviamente troppo bassa quella cifra, l'avete dimezzata di 1/5, però qui come sul discorso della prima casa, perché poi è giusto ovviamente sollevare le questioni e le perplessità sulla prima casa, ma anche in questo caso ci sono dei cittadini che hanno fatto delle domande e andrebbero quantomeno soddisfatte, visto che hanno creduto ovviamente in una norma che è stata approvata all'unanimità, questa sì, dal Consiglio regionale. E quindi questo è l'emendamento. Faccio un intervento generale sull'articolo 5, Presidente, per dire un paio di cose. Sulle TPL intanto ovviamente anche qui prendiamo atto e ringraziamo per quello che è l'intervento sugli abbonamenti per i nostri studenti. Voi sapete che anche qua era sempre agosto 2019 quando era stata presentata la prima delibera e subito dopo un paio di giorni avevamo segnalato quelle che potevano essere poi le rimostranze anche di molti cittadini che non potendo usufruire di questa scontistica solo per veramente anche essere residenti a 50 metri da una parte piuttosto che da un'altra, c'è stato tutta questa problematica. E adesso chiaramente si va a mettere mano su questa vicenda, per cui prendiamo atto e come ho ricordato anche in relazione, quando ci sono le cose positive è giusto sottolinearle, sarebbe anche giusto sottolineare che ogni tanto quelle istanze vengono dall'opposizione, perché è vero che voi siete quelli che fanno, gli altri parlano, ma se io potessi avere la maggioranza in questo Consiglio regionale farei tante di quelle cose che voi non avreste neanche idea, ma questo lo dico al consigliere Tosolini ovviamente che si vantava di essere lui ad averlo fatto per la prima volta, ma sì, facile. Ma rimangono due cose, Assessore, perché ovviamente non se ne parla perché non avete messo alcuna posta in questo assestamento di bilancio su due tematiche. La vedo impegnato, ma sarebbe bene... Sì, io vado, poi casomai spero che mi risponda in un'eventuale replica. Parlo della situazione dell'aeroporto, parlo della situazione delle nostre Frecce. Faccio solo due considerazioni, perché noi ovviamente ne abbiamo già fatte anche mezzo stampa, per cui le chiederei un minimo di attenzione e anche di risolvere questo caso magari una volta per tutte. Perché è vero, e lo abbiamo visto anche nei giornali stamattina, che non ci sono più voli che collegano Trieste alla nostra capitale. Noi abbiamo chiesto a lei e anche al Presidente Fedriga, che ovviamente è intervenuto su questa vicenda, abbiamo chiesto di dirci qual è il prezzo che fate ad Alitalia, come fanno, non si sa più neanche chi li fa o chi non li fa, ad Alitalia rispetto alle altre compagnie non proprio di bandiera, visto che sono anche battenti bandiera non esattamente italiana. Allora, su questa cosa basta essere chiari. Si dice, si fa, si capisce se può essere un tema oppure no,
e magari si dà anche un'altra versione di quello che sta succedendo a Ronchi dei Regionali. Guardi, ha tutto il tempo di replicare, abbiamo tutta la mattinata a disposizione, non si preoccupi. Ma dico questo anche perché noi, guardando quelli che sono stati gli stanziamenti e i soldi che abbiamo messo e che diamo o che abbiamo dato all'aeroporto regionale proprio per incentivare questo tipo di lavoro e quindi avere più rotte, avere più voli. Io se vado a vedere le statistiche vedo che nel 2017 abbiamo pagato all'aeroporto FVG 3 milioni di euro, nel 2018 2 milioni e 4, nel 2019 3 milioni 090. In tutti e tre i casi c'erano sia le compagnie low cost sia l'Italia. Quest'anno, dove c'è stato un leggero... Sergo, se lei fa un intervento sul dibattito dell'articolo 5 lo lascio proseguire, perché sennò... E se non mettete soldi per l'aeroporto io sto facendo un intervento sul allora, dibattito. se è un intervento legato all'articolo 5 posso finire? Sì, prego. Grazie. Sto parlando di trasporti, non sto parlando di scienza. Ma ha già finito il suo tempo. Va bene, allora posso finire? Finisco, 30 secondi, vi do solo il dato. Quest'anno all'aeroporto abbiamo dato 3.132.000. Allora io vorrei anche qua, da cittadino le chiedo, capire come mai gli altri anni pagavamo sia al low cost che all'Italia e avevamo 3 milioni di euro, quest'anno paghiamo di più e abbiamo 4 voli che partono dal nostro aeroporto in questo momento. Sono 4. Grazie. Grazie. Quindi gli emendamenti di Gabbro ricadono appunto perché non è arrivato in Consiglio. Quindi chiudiamo la discussione sugli emendamenti, cioè chiudiamo l'illustrazione degli emendamenti. Apro quindi il dibattito sull'articolo 5. Marsiglio. Ma torno a riprendere l'intervento di ieri sulla questione del 6 milioni sulle infrastrutture per gli EIOF. Evidenziando che anche in questo caso mi pare palese la gestione assolutamente politicizzata delle scelte che sono state fatte e che vengono fatte. Non dico lei Assessore perché penso che non le abbia fatte lei queste scelte, ma già nel momento in cui Presidente del Comitato Organizzazione degli EIOF è stato nominato l'amico Dunhofer, noto esponente leghista della Val Canale, era già scritto quelle che sarebbero state le scelte fatte relativamente all'utilizzo dei fondi in qualche modo messi a disposizione, credo sia dalla Regione, ma mi pare anche che arriveranno anche dal Governo. Non mi scandalizzo, nel senso che ormai è un'abitudine, no? In questi 2 anni e mezzo Forni di sotto, Verzenis, nel pomeriggio di nuovo Forni di sopra, non è una novità di come vengono gestite le risorse importanti, tra virgolette, che vengono messe a disposizione. Ma voglio segnalare, cosa che ho in parte già fatto questa maggioranza, ma capisco anche che poi interessa ben poco. 2 temi legati a questa situazione e non entro nelle questioni poste da Moretuccio su cui si potrebbe fare effettivamente una discussione sullo sviluppo territoriale dei prossimi anni e sinceramente io sono in attesa perché 1 anno e mezzo fa quando abbiamo ospitato in commissione i vertici di Promoturismo e dell'assessore al turismo, finalmente, avevo detto, finalmente partiamo con lo sviluppo dei poli turistici, non solo dei poli invernali, no? Per costruire un percorso che vada oltre quelle che sono le criticità che ci sono e verranno avanti anche per la parte invernale. Ad oggi, al di là delle promesse fatte dal vicepresidente del Consiglio Mazzolini in giro un po' dappertutto, progetti complessivi, generali degli sviluppi dei poli non ce ne sono. Adesso sento parlare di incarichi a professionisti esterni, esperti, per mettere giù, per fare, vedremo, insomma, le cose passano.
Torno alle questioni operative. Una, l'ho già accennata ieri, è la questione del pista di fondo in Zoncolan. Quel riparto che lei richiama riguarda sostanzialmente piste di fondo e palazzetti, palaghiacci. Non sono uno invidioso, ma nel momento in cui la maggioranza di centrodestra, guidata dall'allora presidente Tondo e dall'assessore De Anna, fa spendere su richiesta, sollecitazione e impegno operativo dell'onorevole Di Centa, sempre di Forza Italia, per la ristrutturazione e rifacimento della pista di fondo a 1300 metri in quota in Zoncolan, spendere 550.000 euro, di cui una buona parte messi dal Comune di Sotrio, per fare una pista con un progetto e una pista con caratteristiche tecniche per essere omologata per gare internazionali, mi aspettavo, quantomeno per non evitare di aver buttato via i soldi, che quando ci sono eventi di valenza nazionale e internazionale, quantomeno venisse presa in considerazione. E non mi si venga a dire che non si può fare perché manca l'impianto di innevamento. Perché è una stupidaggine. Perché l'impianto, seppur limitato, c'è, ma proprio per quello, se mancava in una pista in cui è già stato investito di soldi pubblici una parte importante, poteva essere l'occasione proprio per dare completamento a quelle infrastrutture. Ma evidentemente a qualcuno questo non va bene, non piace. E ripeto, e non è che questo viene giustificato con la promessa fatta dal vicepresidente Mazzolini di dare 200.000 euro per fare l'ulteriore pista di fondo a 1700 metri in Zoncolan. Perché ci facciamo ridere fuori. Assessore. Ci facciamo ridere fuori. Seconda questione, sempre sulle questioni di parte, l'Altobut, credo da almeno 10 anni, forse da 20, ha le 2 società sportive del fondo che più importanti, che hanno fatto nascere tutti i migliori atleti di questa regione, l'Aldo Moro di Paluzza e la Timau Cleulis. Consigliere, la invito ad andare a concludere l'intervento. Stia tranquillo, Presidente, vado a concludere, non abbia paura, stia a sentire. No, le chiedo di concludere l'intervento nei tempi. Non si faccia problemi, se vuole mi tolga la parola. Esatto. Lo faccia, aspetto solo quello. L'Atimau Cleulis, l'impianto di fondo dei laghetti è stato distrutto dal Vaia. È stato in parte ristrutturato con i fondi del Vaia, dalla protezione civile. Qui ci sono esimi colleghi che hanno partecipato alle assemblee pubbliche, si sono presi gli impegni per dare continuità al lavoro su tanti giovani di quelle 2 società sportive. Il risultato qual è? Che neanche quell'impianto, neanche quelle società vengono considerate minimamente all'interno degli OIOF. È una vergogna. È una vergogna, perché se in questa regione il fondo ha ancora una dignità di essere preso ad esempio come lavoro ed impegno, è perché quelle 2 società sportive e quell'impianto nei laghetti ha trovato nel tempo continuità e impegno di tutti. E oggi voi gli vietate di poter dare continuità a queste società sportive e a questi ragazzi. Dovete solo vergognarvi. Bene, grazie. Approfitterò di intervenire personalmente dopo su questo tema, dato che ora presiedo. Ha chiesto la parola Sciaurli, prego. Consigliere Sciaurli. Grazie di farmi intervenire dal posto del collega Russo. Allora, mi dispiace che ci sia forse poco interesse su alcuni emendamenti presentati dalla Giunta, perché l'emendamento 5.7, che dà 6 milioni di euro di nuovi impianti e adeguamenti per EIOF 2023, rappresenta oltre il 15% di tutto quello che mettete in campo in questo assestamento. Cioè su 39 milioni che alla fine, gratta gratta, con tante paure,
avete messo in campo, 6 milioni vanno lì. 6 milioni vanno lì. Allora, nel momento in cui, non so se ha ragione l'assessore Bini o il collega Bordin, io tendo più a dar ragione all'assessore Bini, nel momento in cui l'Europa mette in campo risorse importantissime e ci dice di fare progetti per il 15 ottobre, nel momento in cui la Corte dei Conti ci dice di fare misure emergenziali e anticicliche, nella sua relazione, noi il 15% del nostro assestamento lo mettiamo per EIOF 2023. Prima domanda, li spendiamo tutti entro la fine dell'anno quei 6 milioni di euro? Prima domanda. Seconda domanda, aveva più senso magari, visto che EIOF è sicuramente un'opportunità per tutti, nessuno lo nega, fare un fondo progettazione che magari cominciasse anche ad affrontare alcune tematiche che il consigliere Moretuzzo aveva messo in campo, magari ragionando su come potevamo dare risposte un po' più lungimiranti. No, il 15% dell'assestamento, di tutto quello che voi fate, lo mettiamo su EIOF 2023. Allora, io è ovvio che avrei messo quei 6 milioni subito sulla legge 80, ma sono contento che vada Budai a spiegare agli agricoltori del Friuli Venezia Giulia che non ci sono soldi sulla legge 80 perché ci sono EIOF 2023 da fare. Ci sono i giochi invernali della gioventù da fare e quindi non ci sono soldi sulla legge 80. Era più importante metterli lì per il 2023. Sono contento che lo spieghi Budai. Sono contento che spieghi Mazzolini che invece di mettere i 2 milioni e mezzo che noi avevamo previsto per la sistemazione viabilistica e anche delle strutture delle malghe, non la facciamo. I 2 milioni e mezzo per le malghe o i 700.000 euro per la pulizia dei boschi e per i terreni incolti, non li facciamo perché c'è EIOF 2023. Lo diciamo a Malga Pramosio, andremo a dire finalmente che non si sistema niente su Malga Pramosio, perché ci sono le Olimpiadi invernali di 2023. Cominceremo anche noi a divertirci finalmente, no? Cominceremo anche noi a divertirci finalmente. E guardate, io credo che non sia una banalità. Io li avrei messi anche sulla sistemazione delle strade montane. Cioè 8 milioni di euro di domande in attesa per la sistemazione delle strade montane dei comuni montani, 8 milioni di euro, dotazione del capitolo 0. E noi 6 milioni dove li mettiamo? Lo diremo ai sindaci. Non si sistemano gli asfalti, non si sistemano le strade montane, perché dobbiamo fare EIOF 2023. Ma sapete cosa sta succedendo? Cioè non sappiamo cosa succederà in autunno. Ce lo dice la Corte dei Conti che non sappiamo cosa succederà in autunno, con cassa integrazione che scade, con la possibilità di licenziamento che riparte, e noi il 15% del nostro assestamento lo mettiamo su un progetto del 2023, quindi con l'idea di spendere tutte quelle risorse entro fine anno, se no non era necessario metterle subito, e senza magari poter fare un fondo di progettazione che ci permetteva di ragionare su come migliorare. Io guarda, su questo sono davvero preoccupato. Tutti avete detto che avete letto con attenzione la relazione della Corte dei Conti, va bene, se l'avete letta, se avete detto cosa ha letto il dottor Picotti, io sono contento. La necessità di misure anticicliche o emergenziali, se questa è una misura anticiclica o emergenziale che copre il 15% dell'assestamento, in bocca al lupo. Anche perché noi controlleremo se questi 6 milioni vengono spesi entro la fine dell'anno, perché è immorale in questo momento, con quelle richieste sulla legge 80 per gli agricoltori, per le strade di montagna, che magari neanche un euro di queste risorse vengano spese entro la fine dell'anno. Perché questo è il 15% dell'assestamento. Quindi su questo noi faremo tutti i controlli dovuti. Seconda questione, forse è sfuggito all'assessore, ma sicuramente mi risponderà adesso. Insomma, nell'emendamento 5.7 ci si levano anche 400.000 euro sia nel 2020 che nel 2021 alla caserma della Guardia di Finanza di Cividale. Ma io sono un po' sobbalzato, si vota a Cividale fra 2 mesi. E gli leviamo 800.000 euro sostanzialmente. Attenzione, lì sappiamo cosa c'era, no? C'era una convenzione fra Comune, Ater e Guardia di Finanza per cominciare a liquilificare un'area.
Adesso lei mi darà delle motivazioni tecniche che magari rassicureranno anche il collega Miani. Però, se ci sono dei problemi tecnici, si postdata il finanziamento, si prolunga la convenzione, non si levano le risorse, non si levano 400.000 euro nel 2020 e nel 2021. Io questo leggo nel tabellare. E questo posso dire all'attuale sindaco di Cividale, che quei 400.000 euro che aveva di sicurezza nel 2021 per la convenzione sulla caserma della Guardia di Finanza non ci sono più, non sono stati postdatati. Ci sarà un impegno, ma sappiamo quanto contano, ci sarà un impegno a rimetterli quando ci sarà risolto il problema. No, di solito se c'è quella volontà si prolunga la convenzione, le risorse si lasciano. Io qui leggo solo meno 400 nel 2020 e nel 2021. Quindi, visto che è un po' anche il mio territorio, volevo capire come mai quel progetto, che non è di una maggioranza, è un progetto che dura da diversi anni, di riqualificazione di un'area, credo addirittura avviato dalla Giunta Tondo, suppongo, quindi con massima trasparenza in tal senso. Vorrei capire se ci sono dei problemi e soprattutto perché si è deciso non di postdatare il progetto, di mantenere le risorse, magari spostarle nel 2022 e nel 2023, ma semplicemente di mettere un segno meno, che significa che quelle risorse, al di là degli impegni, ad oggi non ci sono più. Grazie. Grazie. Non vedo altri interventi. Bolzonello. Prego. Grazie Presidente. Io intervengo brevemente per chiedere di aggiungere la firma all'emendamento 5.2 che riguarda la mobilità sostenibile del collega Conficoni, perché condivido la finalità, anche quello di incentivare gli spostamenti casa-scuola e nell'ottica post-Covid di promuovere un'altra mobilità lenta, sostenibile. E in quest'ottica, quando all'inizio anche nella discussione generale parlavo di una visione, proprio questa secondo me dovrebbe essere, proprio in un articolo che si intitola Assetto del territorio, edilizia, trasporti, diritto alla mobilità, avere una visione verso dove si vuole andare, credo sia una cosa importante, spero, e noi avevamo detto anche in commissione ancora diversi mesi fa, quando pur apprezzando il fatto di aver messo lo stanziamento per la sostituzione degli infissi, avevamo rilevato che quella posta era troppo bassa e oggi i numeri ci danno ragione. E la non volontà, adesso vedremo se saranno accolti alcuni emendamenti che vanno a rimpolpare quella posta di bilancio, ma la non volontà di in qualche maniera non accogliere questa richiesta sarebbe un brutto segnale, perché da una parte si dà appunto l'apertura a presentare domande per l'efficientamento energetico, la sostituzione degli infissi, e dall'altra parte invece non si mette una posta adeguata, il che significa non avere invece la volontà pratica di sostenere questa misura. E per questo spero che anche l'altro emendamento che va nell'ottica sempre di ragionare su quello che sono i cambiamenti climatici e un nuovo modo di gestire l'energia, spero che sia sostenuto l'emendamento a prima firma Sergo, che chiede di incentivare anche qui e di rimpolpare il capitolo per quanto riguarda le batterie di accumulo. A parte questi due emendamenti, vorrei chiedere di aggiungere la firma anche all'emendamento 5.4.1. Sempre il mio collega Sergo all'inizio della discussione aveva chiesto al Presidente se c'erano delle poste puntuali. Ecco, questa secondo me è una posta puntuale, puntualissima. Si tratta di finanziare in parte quello che è la ricostruzione della struttura della piscina acquamarina. Io volevo ribadire quello che è la posizione del Movimento 5 Stelle sul tema delle poste puntuali. Noi naturalmente siamo contrari a una discrezionalità nell'assegnazione delle poste, ma per questo abbiamo presentato anche una legge per cercare di regolamentare le poste puntuali, per naturalmente ricondurre la maggior parte dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali e bandi, ma lasciavamo anche aperto la possibilità di dare contributi per questioni urgenti e indifferibili che tutelino la salute pubblica, l'ambiente e che riguardano la protezione civile. Io credo che questa posta, che è una posta puntualissima,
sia proprio una posta urgente e indifferibile, perché ci sono persone che hanno bisogno di usufruire di un servizio che non è uno sfizio, è una terapia, è una riabilitazione che viene fatta in acqua e ormai da molto tempo non possono più usufruire di questo servizio che è essenziale. Per cui, riconoscendo la bontà di questo emendamento, chiedo di sottoscriverlo e spero che l'Aula lo accolga. Grazie. Grazie al collega. Ha chiesto la parola il collega Mazzolini, alla facoltà. Intanto ringrazio il Presidente Russo per sostituirmi e darmi la possibilità di spiegare alcuni passaggi importanti dell'evento invernale dell'EIOF, che in realtà sono le Olimpiadi giovanili, l'evento più importante dopo le Olimpiadi. Ringrazio anche il consigliere Bolzonello che mi ha fatto parlare, insomma, prima di lui che aveva chiesto già la parola. Ma gli investimenti che vengono fatti per questo importante evento è molto semplice. I primi milioni di euro sono indispensabili e necessari per la messa in sicurezza di infrastrutture che ormai non hanno più neanche le normative di sicurezza per chi vuole usufruire appunto di queste infrastrutture. Faccio l'esempio del palaghiaccio di Fiancavallo, 1 milione di euro per riuscire a mettere in sicurezza quella struttura così importante in vista poi di questi eventi, di questo grosso evento sportivo. Io auspico che arrivino ulteriori soldi anche dal governo di Roma, con il quale anche il Presidente della Regione ha preso dei contatti continui diretti, perché questo evento è così importante che già 2 anni fa si accordò che questo evento veniva svolto appunto nella nostra regione Friuli Venezia Giulia, ma in Italia. E quindi voi capite che degli impegni internazionali su un evento importante come questo o lo finanziavamo, dopo 2 anni non sapevamo che arrivava il Covid-19, o si doveva decidere di non fare più questo evento così importante per la nostra regione. La consapevolezza del momento difficile anche dal punto di vista economico per la nostra regione, ma sapendo gli impegni internazionali importanti per la nostra regione anche da un punto di vista turistico, di immagine e di promozione, perché dove sono le gare invernali sportive o anche estive, nello stesso tempo facciamo la promozione del nostro territorio regionale a livello internazionale. Abbiamo quindi ritenuto, e ritengo tuttora e sono convinto, che le scelte siano quelle giuste e quelle più oculate. E poi faccio 2 passaggi tecnici su dove e come sono stati destinati questi primi finanziamenti. 2 anni fa si è deciso dove venivano svolte determinate manifestazioni, determinate gare. Ovvio che il biathlon viene e verrà fatto in quel di Forniavoltri dove già esistono infrastrutture e quelle infrastrutture necessita ancora di alcuni finanziamenti per poterla rendere agibile a un evento così importante. La combinata nordica, per chi sa cos'è, si fa la gara dello sci di fondo e poi lo sci di salto, mi sembra ovvio che non andiamo a realizzare di nuovi trampolini in Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo accordato con la vicina Kranjska che quegli eventi verranno fatti utilizzando i loro trampolini di salto, anche su un concetto di internazionalità di questo evento sportivo così importante. Poi mi deve permettere il consigliere Marsiglio un passaggio. So che si diverte a dire che Mazzolini ha promesso e non fa, ma purtroppo non è così. Poi abbiamo anche l'assessore bilancio che ha fatto i primi stanziamenti nel 2018 e sullo Zoncolan ci sono importanti investimenti. Il parcheggio, siamo al progetto definitivo, circa 2 milioni di euro messi già nel 2018. Faccio solo degli esempi molto semplici. Il storia del parcheggio l'abbiamo messo noi con l'assessore Pizzimenti, ex assessore, mi dispiace, questo è il dato di fatto. Voi avevate un progetto preliminare. Detto ciò sullo Zoncolan si parla poi di questa pista da fondo che conosciamo a 1300 metri. Beh, guardi, io consiglio a tutti di fare una passeggiata su quella pista da fondo. Forse per fare delle gare internazionali forse riusciamo a farlo, perché le salite e le discese che ci sono lì sono incredibili e comunque è stata fatta una scelta che lo sci nordico, una parte dello sci nordico verrà appunto fatto a Sappada, a Forniavoltri, per un motivo che esistono già l'arena dove si arriva e dove si parte, quindi con dei minori finanziamenti e impegni finanziari. Sullo Zoncolan ci tengo a dire che insomma tutto quello che è la parte invernale dello sci
Un esempio, lo ski cross, verrà realizzata una pista da sci appositamente per lo ski cross, ma non da ultimo i 7 milioni di euro messi da Promoturismo sugli investimenti di quell'importante polo sciistico prevedono la sostituzione di un impianto, di una seggiovia a gancio fisso che ormai è sorpassata, obsoleta per quel territorio, poi verranno fatti alcuni ampliamenti delle manosciabili, alcuni accorgimenti anche della 1, della 2 e della 3 nello specifico. Quindi credo che queste polemiche siano sufficientemente, le ritengo sterili, anche perché è un impegno internazionale che lo stesso governo nel 2018 firmò insieme al Presidente della Regione. Non credo che necessiti ulteriori spiegazioni di questi primi 6 milioni, attendiamo chiaramente ulteriori finanziamenti da parte del governo per riuscire a completare quello che sarà poi l'evento invernale più importante dopo le Olimpiadi. Grazie. Grazie consigliere. Mi pare avesse richiesto la parola il Presidente Bolzonello. A lui il microfono. Grazie Presidente, signor Assessore, signor Assessore alle Finanze. Abbiamo visto per l'ennesima volta che avete un ulteriore collega in giunta, formalizzatelo, io penso ci sia tutta la disponibilità, i posti ci sono, le possibilità c'è, quando il Presidente Fedriga verrà in aula, penso nel pomeriggio, mi premurerò nella parte finale magari di chiederle di formalizzare il nuovo assessore in modo che sappiamo che dobbiamo interloquire con lui, perché per noi è importante come consigliere nel nostro compito, nella nostra capacità di poter avere un'interlocuzione con l'esecutivo. È evidente che abbiamo la necessità di sapere chi sono gli assessori effettivi. In questi mesi, oramai in questi anni, è di tutta evidenza che l'assessore effettivo alla montagna, agli impianti, all'impiantistica, al turismo, a qualunque cosa, ha un nome e un cognome molto, molto chiaro e va a suo merito, non è una presa in giro, cioè è avere una con una preferenza cioè io non sono uno che prende in giro, uno che dice diteci che l'interlocutore con cui noi dobbiamo avere a che fare per qualunque tipo di progettazione, di ragionamento sulla montagna, si chiama consigliere Mazzolini, che diventa assessore Mazzolini. Perfetto, cioè nessun problema, senza andare a dover parlare con lui eventualmente. Io non l'ho mai fatto in questi 2 anni, ma lo farò, devo farlo per il disegno di legge sulla bici Friuli Venezia Giulia, no? Sulla bike Friuli Venezia Giulia, è lui che sta disegnando anche tutto questo, sta facendo tutto questo, a me va benissimo. Quindi da un punto di vista politico, quindi io da capogruppo al Presidente aprirò, vedo che c'è una persona che stimo molto, che è il portavoce del Presidente in aula, avviso già il portavoce del Presidente che chiederò un colloquio per un chiarimento politico sulla figura del consigliere Mazzolini, che diventa ovviamente una figura di riferimento dal punto di vista anche di gestione, non solo di legislazione, quindi anche di gestione. E allora, rivolgendomi al Presidente pro tempore di quest'Aula, collega Mazzolini, ma anche di fatto assessore, le dico una cosa sull'EIOF, dove non solo sono d'accordo con lei, perché è uno da un punto di vista delle manifestazioni, è un motore sicuramente di produzione, di reddito, eccetera, eccetera, e quindi di benessere alla fine anche per le case, che però in qualche modo va pianificato. Allora, signor Presidente, consigliere, assessore, tutti questi ragionamenti venivano meno se lei ci portava in commissione un ragionamento sull'EIOF che prevedesse la possibilità per tutti i colleghi dell'Aula di avere il piano strategico, il piano degli investimenti, il piano della bancabilità dell'operazione. Perché è evidente che da consigliere, in questo caso di opposizione, vorrei capire
il piano degli investimenti, la bancabilità degli investimenti, la tempistica degli investimenti e capire perché è altrettanto evidente che i 6 milioni messi cash forse all'interno di un ragionamento, forse dico perché non conoscendo potrei dire una corbelleria, ma tecnicamente sicuramente non dico una corbelleria, visto che in qualche modo qualcosa ne capisco di bancabilità, di bilanci, eccetera, all'interno di questo piano potevamo capire che magari si poteva andare a un mutuo BEI portato in un certo modo, o un mutuo di qualunque tipo, eccetera, eccetera, e portavamo. E una parte di quei 6 milioni magari li mettavamo, facendo un ragionamento in un triennale, la facevamo attraverso, li mettevamo cash, magari per la prima casa, di cui dirò fra un secondo, li mettevamo per la legge 80, sul fondo di rotazione, li mettevamo sui serramenti, li mettevate, anzi, dove volete, li mettevate dove volete, ma magari gestivamo l'operazione da un punto di vista finanziario in modo leggermente diverso. Ma magari mi sbaglio, anzi, io sono uno che se mi sbaglio, se sbaglio ho sempre detto scusi, mi sono sbagliato, non sono uno che a prescindere dice ho la verità in tasca, però mi pare che questa sia la cosa. Il problema è che ancora una volta sembra che questo assestamento all'interno di un ragionamento di prudenza, eccetera, eccetera, abbia poi un elemento di mediazione politica sia di appartenenza di coalizione, sia territoriale, sia extraterritoriale, perché sappiamo che la montagna, in particolare carnica e tarvisiana, è extraterritoriale, è come un Liechtenstein o cioè è evidente che c'è un elemento di extraterritorialità rispetto al Friuli Venezia Giulia, talmente evidente che in qualche modo, di cui dobbiamo per forza di correre, permettetemi questa battuta, ma da una parte la Carnia, da una parte c'è un'extraterritorialità e quindi anche l'assessore alle finanze dovrà adeguarsi assieme al ragioniere capo nell'andare, ho finito il tempo, la ringrazio comunque della disponibilità del minore, dovrà adeguarsi anche a trovare una normativa della galassia che possa permettere, perché quella europea è difficile, una normativa della galassia che permetta un'extraterritorialità carnica e dell'alta valle che porta ai 3 confini, che in qualche modo ci dia alcune possibilità esterne. Quindi, dicevo, questa partita è una partita che in qualche modo vede una compensazione a questo assestamento. L'abbiamo visto ieri sui 15.000 euro per gli stabilimenti balneari, per arrivare oggi anche a questa storia dell'Eio. Finisco solo con una domanda all'assessore Zilli. Oggi, Assessore, c'entra poco con tutto questo, ma le chiedo se può darci una risposta, siccome siamo nell'articolo che parla anche di trasporti, TPL, eccetera, al punto 45 della giunta di oggi c'è un tema rispetto al progetto Nuovo Trasporto Friuli Venezia Giulia e autorizzazione all'acquisto della società Nuovo Trasporto Triveneto SRL. Se c'è una piccola informativa senza che le facciamo un'interrogazione, una roba, visto che perde 2 minuti, così noi evitiamo di andare a fare cose nell'ambito di una collaborazione fra persone che insomma usano ogni tanto la testa. Grazie. Grazie. Consigliere Tosolini. Volevo solo aggiungere la mia firma all'articolo 5, 12.1. Grazie. Bene, non vedo altri interventi, quindi la parola diamo la parola alla Giunta, chiudiamo il dibattito, diamo comunque la parola alla Giunta. Prego, Assessore, dibattito chiuso. Sì, grazie Presidente. Io ovviamente ho ascoltato con molto interesse i numerosi interventi che sono stati fatti questa mattina riguardo ovviamente il mio articolo. E su certi potrei dire anche di essere d'accordo rispetto anche a quello che hanno detto la minoranza, nel senso che di rimpinguare certi capitoli sarebbe necessario, è ovvio, serramenti piuttosto accumulatori di batterie, eccetera.
Però ovviamente le risorse sono quelle che sono. Al di là di questo, però non posso non sottolineare il fatto che non è vero che in questo capitolo non sono state messe risorse. Perché se io faccio la sommatoria di quanto è stato stanziato in questo capitolo, andiamo oltre 17 milioni e mezzo. Questo vuol dire che tutto sommato, su 30 che sono stati fatti, quasi la metà, anzi più della metà, sono stati collocati in questo capitolo. Per cosa? Adesso vediamo, non certamente per fare interventi, come io dico, qualsiasi, non dico banali, ma insomma interventi secondo me interessanti. Al di là dei 3 milioni che sono stati messi per l'abbattimento degli abbonamenti degli studenti per l'urbano, nei quali noi ci eravamo impegnati fin quando avevamo fatto la prima tipo di operazione, cioè quello per l'extraurbano, e avevamo sempre detto che volevamo capire qual era il monte totale per quanto riguarda l'impegno finanziario sull'extraurbano, per rendersi conto se era sostenibile anche nella sua interezza anche con l'urbano. Abbiamo verificato che quello che avevamo previsto, cioè i 7 milioni e 2, 7 milioni e mezzo che dovevamo mettere, sono stati messi e hanno soddisfatto le domande, e abbiamo potuto mettere 1 milione all'inizio dell'anno, quando abbiamo fatto la finanziaria, per dire abbiamo messo un chip, perché lì dovevamo andare e lì siamo andati, e abbiamo aggiunto quanto serve per arrivare a questo traguardo. Cioè il 50% degli abbonamenti degli studenti urbano ed extraurbano per il prossimo anno scolastico avranno questa soddisfazione. Forse poco, io dico tantissimo, perché oltre ad essere i primi in Italia, è una quota significativa per le famiglie. E quindi tutto sommato, secondo noi, questa è un'operazione molto ma molto interessante. Ma non basta, ha detto bene i 2 milioni, non li mettiamo a dicembre, probabilmente li mettiamo ogni anno per la prudenza che abbiamo sempre avuto quando si fa bilancio, perché non si sa mai. Quest'anno poi col Covid non lo sapevamo, però per fortuna poi sono arrivati anche i 2 milioni per il porto dell'autorità portuale, più che del porto di Trieste, ma in generale il porto di Trieste. Abbiamo messo una serie di interventi infrastrutturali, anche 2 milioni e 6 per quanto riguarda la viabilità di interesse comunale, e mi riferisco in particolare a Pordenone per quanto riguarda il discorso della viabilità nell'ospedale, al di fuori ovviamente dell'ospedale di Pordenone, quindi per completare un'opera importantissima per la nostra regione che non potevamo lasciare lì, non dico a metà, ma sicuramente incompiuta. E poi abbiamo messo il discorso sui 6 milioni, abbiamo appena detto, e anche il discorso del 400.000 euro della caserma di Cividale, che non è che l'abbiamo tolto per non fare la caserma. No, 400. Non abbiamo tolti perché non volevamo fare la caserma, che è un'opera del 2009, che poteva essere finita probabilmente anche prima dei 2 anni nostri, quindi dalla precedente amministrazione. Però li abbiamo semplicemente tolti perché lo Stato ci ha inviato una comunicazione che pagherà loro la caserma. Quindi ci sono liberati delle risorse che le abbiamo messe nella mobilità ciclistica. Potevamo mettere in qualsiasi parte perché le richieste erano tantissime, potevamo metterle in qualsiasi parte. Abbiamo deciso di mettere la mobilità ciclistica, per cui probabilmente anche Cividale avrà anche soddisfazione sulla mobilità ciclistica del proprio territorio. Quindi tutto sommato abbiamo dato una risposta anche su questo capitolo. Per quanto riguarda il discorso del trasporto in generale, è chiaro che il discorso dell'aeroporto è un discorso molto interessante perché riguarda attività non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Al di là delle cifre, che quello che ha detto il consigliere Sergo riguardano il 2019 come era sempre stato dato, pagati nel 20 ma riguardavano il 19. Noi abbiamo fatto un contratto, abbiamo fatto una gara, abbiamo fatto un contratto in cui si darà in base all'incoming, cioè di quante persone arrivano. Quindi un tot a persone arrivano, un tot si dà, i famosi 4 euro a persona. Quindi non è detto che si danno sempre 3 milioni che è stato evidenziato dal consigliere, ma dipende. Certo è che di fatto all'Italia sta giocando in un modo, io direi, non molto corretto, per non dire altre parole. Perché
Nel momento in cui Alitalia dice che c'è una perdita della tratta Trieste-Roma di 700.000 euro, secondo i loro calcoli, che secondo i nostri calcoli non ci sono, però secondo i loro sì. Abbiamo detto, non io, ma insomma l'aeroporto dice, chi gestisce l'aeroporto, va bene, noi ci faremo carico della perdita di 700.000 euro, abbassiamo il costo del vostro, come si dice, parcheggio nel vostro aeroporto, ci sobbarchiamo noi le 700.000 euro, d'accordo tutti, quindi il direttore commerciale, il direttore di servizio, tutti d'accordo, non si sa perché a livello un po' più alto, e parlo del direttore generale e anche del commissario, dicono di no. Io non so se questa è politica o no, io qualche dubbio ce l'ho. Mi dispiace soltanto che l'unico ministro che abbiamo in regione, dice e afferma pubblicamente che lui non vuole interessarsi di questo per non creare dubbi sulla sua integrità e sulla sua gestione, dicendo che essendo del territorio non voleva magari dare delle soddisfazioni appunto a una situazione di questo tipo, e dice io resto fuori da questa discussione. Mi dispiace, perché poteva essere un intervento che veniva fatto per il territorio, sul territorio. Io auguro che lo faccia anche nelle altre parti d'Italia. Sarebbe opportuno però sapere quanto paga l'Italia anche nelle altre parti, non solo quanto paga l'Italia qua. Perché se l'Italia paga pari quello che paga nelle altre parti d'Italia, cioè negli altri aeroporti, pensiamo di essere in linea di quanto noi richiediamo. Questo quindi non solo rispetto alle low cost, come lei accennava, ma rispetto agli altri aeroporti, quanto paga l'Italia nelle sue tratte. Per quanto riguarda il discorso della casa, è chiaro che la cifra che noi abbiamo messo a disposizione è nettamente inferiore a quanto sono le richieste, io sono il primo a dirlo. Però è altrettanto chiaro che se noi non facevamo questo tipo di intervento, questa modifica a quella che era la normativa precedente, sicuramente una fetta di quelli che attualmente prendono il contributo regionale non lo avrebbero mai preso. Questo è un dato di fatto. Molti di quelli che prendono oggi il contributo regionale della prima casa precedentemente non l'avrebbero mai preso. Quindi questi erano esclusi in partenza. Quindi questi venivano esclusi in partenza e non avevano neanche la possibilità di fare la domanda. Presidente, vorrei finire. Silenzio, lasciamo finire l'assessore. Questo, tanto per dire anche sulla casa. È chiaro che noi, ovviamente, se possiamo, metteremo risorse ulteriori, e questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda le scuole, io dico solo che gli interventi delle scuole quest'anno sono oltre 18 milioni messi a disposizione dalla Regione. E quindi mi pare che anche questo è un intervento interessante dal punto di vista dell'edilizia scolastica, un intervento che sicuramente in certi casi potrebbe dare delle semplificazioni totali, cioè nel senso della costruzione totale della scuola, in certi casi vanno a finire opere che sono in attuazione, in certi casi ovviamente non riusciamo tutte, però certamente è un impegno molto forte che sta facendo la Regione, 18 milioni solo della nostra parte, poi ci sono i fondi statali, quindi sono fondi importanti che noi stiamo investendo all'interno del mondo della scuola e dell'edilizia scolastica ovviamente. Questo per dare sicurezza, maggior sicurezza e tranquillità alle famiglie per i ragazzi che ci sono poi all'interno delle abitazioni. Certo è che non ci aiuta quello che sta dicendo il Ministro per quanto riguarda il rientro dalla scuola, perché non si capisce ancora ad oggi come si rientra dal punto di vista scolastico, sia del trasporto che della distanza. Sembra che sia ormai assodato, che sia il famoso metro bocca a bocca. Questo sembra che sia assodato. Beh, ma insomma, su questo sì. No, ma su questo sì, ma posso allora faccio io la domanda a questo punto. Sappiamo come si rientra dal punto di vista del trasporto? No. Non lo sappiamo. Dal punto di vista del trasporto oggi non si sa come si rientra a scuola. Dal punto di vista del trasporto non lo sappiamo. Noi diamo per scontato. Silenzio, lasciamo finire, poi in sede di dichiarazione di voto uno può replicare. Lasciamo.
Noi diamo per scontato che possiamo riempire il 100% dei mezzi. Noi diamo per scontato, non certamente il Ministero e il Ministro, sia dell'istruzione che del trasporto. Quindi mi pare che stiamo andando in una situazione certamente di difficoltà dal punto di vista organizzativo, però ovviamente con la cabina di regia fatta da tempo e con gli incontri fatti con il direttore regionale scolastico stiamo andando in una soluzione che speriamo che sia unitaria anche per quelli che fanno il trasporto non pubblico, diciamo per i comuni dal punto di vista del trasporto scolastico, e quello è la grande incognita che abbiamo in questa situazione qua. Non possiamo mettere adesso il contributo perché non sappiamo quanto la regione, scusate, lo Stato ci dà e quindi quanto possiamo noi poi trasferire dallo Stato alla regione e quindi ai comuni. Su questo io penso di aver dato più o meno risposte a quello che è stato detto fino adesso. Io sono assolutamente soddisfatto di quello che è stato messo a disposizione del mio assessorato da parte della Giunta, ma spero che poi venga ovviamente approvato da parte del Consiglio, perché molto di quello che avevamo pensato a inizio di anno, questo assestamento avrà continuità e spero anche un buon fine. Grazie Assessore. Adesso diamo la parola ai relatori. Cominciamo dal Moretti sull'ordine dei lavori. Sì, se no tengo l'emendamento e me lo faccio bocciare così ancora meglio, compreso il suo collega assessore, qualche collega consigliere che era... Diamo la parola all'assessore per la risposta al consigliere Moretti. Scusi, prego. no, ha ragione il consigliere Moretti. Dovevo rispondere sul discorso del contratto. Ha ragione perché poi si era impegnato a ritirare perché dovevo rispondere corretto. Perché per quanto riguarda sul discorso della riorganizzazione, poi della gestione delle strade, io mi ero impegnato che entro 3 mesi riportavo in aula o comunque portavo a conoscenza di quello che è la riorganizzazione della gestione delle strade dal punto di vista sia di quelle regionali, una parte statale, regionali, ex provinciali. Ribadisco questo impegno del tempo, stiamo lavorando in quella direzione, cioè quella di... Io do come ipotesi, non do come certezza perché ovviamente è ancora in una fase di elaborazione e di studio, però si dà per ipotesi che una parte della gestione delle strade ex provinciali vada all'ADR per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre per quanto riguarda le nuove opere, le grandi opere, rimanga all'interno della FVG Strade. All'interno, ovviamente, su questo verranno spostati tutti quelli che erano i cosiddetti ex provinciali in EDR, per quanto riguarda invece quelli che rimangono in FVG Strade con le nuove assunzioni, molto probabilmente, io dico sempre molto probabilmente perché ripeto non do la certezza fin tanto che non si hanno i provvedimenti, molto probabilmente andremo a rimodulare il contratto applicando il contratto ANAS. Grazie. Bene. Allora, relatori, Moretti. No? Sì. Allora, Assessore, la risposta che lei ha dato dà per scontato che il prossimo provvedimento che lei presenterà in quest'Aula sia l'abolizione della legge che avete fatto non più tardi di 1 anno e mezzo fa. Bene, se è così... No, ma le riconosco. Seppure da banchi diversi, l'onestà intellettuale di aver ammesso che quella norma era una pura e semplice semplice errore, mettiamola così, no? Ecco. Sì, ma, no, ma io ma diciamo non c'è dialogo, diciamo. No, ma contestualizzo, certo. Solo perché quindi la ringrazio però la riorganizzazione delle funzioni, come lei l'ha citata, conferma ancora di più la sostanziale inutilità dello strumento dell'EDR. Grazie, bene. Ritiro comunque l'emendamento 5.6. Grazie, ritirato 5.6. Onsel.
Grazie. No, io un po' con rammarico prendo atto che delle cose che io ho proposto non ha ritenuto, scusi che mi metto la mascherina perché ribadisco ancora una volta, la mascherina dovrebbe essere indossata quando uno parla, non quando sì, ma infatti, ma non lo so, evidentemente sì, quindi io me la metto. Allora, mi dispiace appunto che non sia stato non sia stata data risposta né a quella sullo scorrimento della graduatoria che ha fatto il giro appunto delle 7 chiese, né al fatto che si sia investito dappertutto ma mai sul capoluogo Udine, né su quello relativo al trasporto pubblico locale. Comunque quello sul trasporto pubblico locale lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno sperando di attirare la consigliere Onsel, sì, spero di attirare l'attenzione. Sugli altri do parere favorevole a tutti quelli dell'opposizione. Mi dispiace che anche non sia stata data risposta sulla questione delle patenti, che poteva pur sempre essere una cosa importante, ma con la solita vicenda dei 5 anni fa sì che io non ho capito se poi è stata accolto l'emendamento dei 15 giorni, dei 5 giorni, che non c'è quell'emendamento. E allora di nuovo io non capisco perché non si voglia raccogliere degli spunti migliorativi se davvero la nostra regione vuole porsi come, ma è inutile faccia l'intervento perché l'avrei dovuto far prima. Quindi su questo aspetto, non essendoci stata data risposta, io do parere favorevole a tutti quelli dell'opposizione e parere contrario, riservandomi nel caso appunto venisse fuori qualche elemento a quelli della maggioranza della Giunta. Tanto ha ritirato il 5.8. L'ho ritirato e faccio l'emendamento. Grazie. E farò ordine del giorno. Morettuzzo. Sì, grazie Presidente. Ma una cosa a cui non mi ha risposto l'assessore, un inciso. Il bonus bellezza, i soldi li impiegate oppure no? Non li impiegate? Cioè, li impiegate i soldi del bonus bellezza oppure no? Quindi entro fine anno saranno impiegati? Benissimo, allora ne prendiamo atto e terremo monitorato. Ecco, un'altra cosa, volevo capire se, siccome su EIOF l'assessore è andato via abbastanza velocemente, prendiamo per buona quindi l'interpretazione dell'assessore Mazzolini. Quindi consigliere. Io avevo qualche dubbio. No, ma lei si è perso, Presidente, un po' di dibattito. Io avevo qualche dubbio a dire il vero, perché sulla stampa nei giorni scorsi sono uscite le notizie dei soldi messi su EIOF, degli investimenti di promoturismo FVG sugli impianti sciistici e facevo un po' di confusione perché non capivo effettivamente come stanno le cose. Il consigliere Mazzolini è intervenuto chiarendo la posizione. Il Presidente Bolzonello, che evidentemente ha molta più esperienza di me in campo politico in quest'Aula, ha dato un'interpretazione dei fatti per cui abbiamo capito che le scelte sulla montagna vengono prese dall'assessore in pectore Mazzolini. Mi dispiace Boschetti, poi lo Zoncolan qualcosa rimetterà e mi sembra di capire che c'è più di qualcuno che non condivide le scelte che sono state fatte, però mi conferma che su EIOF quella è la posizione. Dopodiché, assessore, sui nuovi impianti io rimango della mia idea, capisco che c'è un po' di confusione perché Promoturismo dice alcune cose, no? Nei giorni scorsi abbiamo letto di nuovi impianti con avviamento delle piste sull'area di Conca Prevala, abbiamo letto di 2.800.000 euro su una nuova area slalom sul Montasio, non sono di competenza e quindi non mi spiegavo perché sugli impianti sciistici di EIOF si parla con l'assessore Pizzimenti, su quelli di Promoturismo, sugli altri invece si parla con Bini per Promoturismo FVG. Oggi, dopo l'intervento di Mazzolini, ho capito perché, perché effettivamente, evidentemente, l'assessore Mazzolini, riesce nell'assessorato alle infrastrutture a evidentemente orientare le risorse. E quindi prendo atto di questo. Anticipo, prima di dare... Slocar, non intervieni mai, intervieni prendendo la parola, non sai che intervieni quando parlo io, no? Intervieni prendendo la parola. All'esposizione dei pareri. Io capisco che diamo i pareri. Mazzolini tocca nervi scoperti diamo i pareri. Non serve che stiamo così agitati. No, ma lei si è rivolto più volte al consigliere Mazzolini, ironicamente citandolo come assessore. Io mai a lui, sempre a lei. No, ma si è rivolto apostrofando come assessore. Si è perso prima un passaggio che era abbastanza eloquente. Comunque, mi scuso Presidente, vado avanti dicendo che su questo comunque presenteremo un ordine del giorno che ci aspettiamo sul tema degli impianti sciistici
alle diverse quote che venga preso in considerazione, e chiederemo anche un'audizione a tutti gli assessori, a questo punto non li cito, coinvolti sul tema montano e degli impianti sciistici in 4ª commissione, proprio per capire cosa sta succedendo rispetto a questo tema. Per quanto riguarda gli emendamenti, allora 5.1 sì, 5.2 sì, 5.3 sì, 5.4 sì, 5.4.1 astenuti, 5.5 astenuti, 5.6.1 sì, e chiedo l'appello nominale sul 5.6.1. Sul 5.7, se non viene accolto il subemendamento, contrari. Sul 5.8 sì. Sul 5.9 astenuti. Sul 5.12.1 astenuti. Sul 5.12.2 sì. Tutti favorevoli fino alla fine, tranne il 5.19.1 che ci asteniamo. Grazie. Invito i colleghi sempre a indossare la mascherina quando siamo in aula, sulla bocca chiaramente, e sul naso. Centis. No, sì, 5.2 sì, 5.3 sì, 5.4 sì, 5.4.1 sì, 5.5 sì, 5.6.1 sì, 5.6 è ritirata? È ritirata? 5, quale? 5.6 è ritirata, sì. 5.6 è ritirata. 5.7 no. 5.9 sì. 5.10 astenuto, 5.11 sì. 5.10 ritirato. Ritirata. 5.12 sì. Ritirato. 11.12 decaduto. 11.12 decaduto, sì. Quindi 12.1 adesso. Quindi 13 fino in fondo, tutti sì. Bene. C'è anche il 12.1. 12.1, aspetta che la trovo. Astenuto. Grazie. Sergo. Allora, sì, 5.1 sì, 5.2 sì, 5.3 no, 5.4 sì, 5.4.1 e 5.5 sì, 5.6.1 sì. E qui dico solo una cosa, perché sugli impianti risalita non sono intervenuto, Presidente, mi scuso prima. Assessore, per aggiungere qualcosa si amplia. L'ampliamento è già previsto. L'emendamento del consigliere Moretuzzo le chiede di togliere le parole nuova costruzione. L'ampliamento è previsto. Se dovete fare qualcosa che amplia nella vostra legge, c'è scritto, sto parlando di impianti risalita, nel 5.7 c'è scritto che voi potete intervenire anche per l'ampliamento. Per cui se lei dice che non ci sono previste nuove piste o nuove costruzioni, l'emendamento del consigliere... Silenzio, sì, lasciamo finire. Stiamo Dai. parlando dell'articolo 5, ho capito. Allora chiamate l'assessore Bini, parliamo con l'assessore Bini. Perché io ieri all'assessore Bini ho fatto una domanda sul palaghiaccio di Piancavallo, non mi ha risposto. Allora, io l'ho detto già ieri, c'era l'assessore Zanier, che giustamente l'assessore Zanier se l'è anche presa. Però Silenzio. io credo, Presidente, che sia anche ora di finirla, dove ci sono argomenti che ovviamente, come in questo caso, coinvolgono più direzioni. Visto che non si può parlare in commissione, perché non avete voluto fare i passaggi in commissione di queste cose e ci presentate gli emendamenti in aula, se sto parlando con l'assessore Pizziventi perché siamo all'articolo 5, lui mi dice parla con Bini, allora basta, no? Basta. Ma io non posso parlare con Mazzolini in aula, posso parlare con Mazzolini in commissione, non posso parlare con Mazzolini in aula. Avanti, no, se no mettete Mazzolini di là
fate una delibera di giunta, avevate la delibera stamattina, l'ho nominata assessore, Silenzio. allora posso parlare con l'assessore Dai, Mazzolini, dai, ma a me andiamo non avanti. interessa parlare di Mazzolini. Andiamo avanti. Andiamo Però avanti. non posso fare una domanda e sentirmi dire chi Diabini. Certo, vado avanti. No, non vado avanti. Ma lei, tra l'altro, mi ma tocca lei andare avanti. scusi, però. Sergo, no, ma lei le richieste le fa in discussione, non in dichiarazione di voto, no? Lei ha perfettamente ragione, se le no- ho chiesto scusa perché non sono Va anche bene, intervenuto sui... ok, va bene. perché Quindi dico vado avanti nel torniamo- senso della dichiarazione di voto sugli emendamenti. Aspetta. No, ma lasciamo Bordin. No, ma parla dopo, lasciamo finire. Ragazzi, silenzio, non possiamo intrometterci mentre uno sta parlando. Lasciamo finire Scusate, Sergo, poi do a Bordin finiamo. la parola sull'ordine dei lavori. Prego, Quindi, Sergo. ovviamente se non viene accolto l'emendamento del consigliere Moretuzzo, il 5.7 chiederemo la votazione per parti. A voteremo no, B voteremo sì e C ci asterremo, ribadendo un ringraziamento per il TPL e gli studenti. 5.9 no, 5.11 Gabrovez, non so se è rimasto, se è riuscito a presentarlo. Decaduti, sono comunque. decaduti. Ah, ecco. Scusi. 11 e 12 decaduti. 5.12.1 è sì, 5.12.2 è sì, 5.13 è sì, e tutti gli altri sono favorevoli, Presidente. Grazie. Cosolini. Premesso che qua bisogna sempre chiedere a un altro, ma speriamo che prima o dopo si possa chiedere alla persona giusta, Presidente. E chiudiamola qua. Chiudiamola qua anche sulle questioni della scuola, su cui sia ieri con l'assessore Rosolen, sia oggi con l'assessore Pizzimenti si propongono delle cose, si sente sempre dire ma noi non sappiamo, ma noi non facciamo, ma noi non possiamo. Qualcosa si può fare, ma silenzio. Ma pur tuttavia, allora, la nostra posizione nella votazione per parti del 5.7, contrari sul punto A e astenuti sugli altri due, contrari al 5.12.1, favorevoli su tutti gli altri. C'è questo emendamento Cosolini con Ficonis, è la 7ª edizione che arriva. Non ne posso più. 5.1 no, 5.2 no, 5.3 no, 5.4 no, 5.4.1 no, 5.5 no, 5.6.1 no, 5.7 sì, 5.9 no, 5.12.1 sì, 5.12.2 no, 5.13 no, 5.14 no, 5.15 no, 5.16 no, 5.17 no, 5.18.1 no, 5.18.2 no, 5.19 no, 5.19.1 sì. Bordin, Giunta. Sì, se c'è una richiesta sì. No, grazie Presidente. Sì, come maggioranza per i pareri mi era stato richiesto dal capogruppo Bolzonello di dare una... Come vuoi, se no te lo dico adesso. Abbiamo, se siete d'accordo, visto che era riferito all'articolo del collega Pizzimenti, abbiamo deliberato in giunta l'autorizzazione a Friuli di acquistare le quote di Nuovo Trasporto Triveneto al fine di garantire così attraverso l'entrata in ATA a Pordenone la strategia pubblica che è sottesa al trasporto locale. Bene. Sull'ordine dei lavori da Giau. Come in colloquio privato l'assessore mi ha chiesto la disponibilità a trasformare in ordine del giorno l'emendamento, quello relativo al 5.4. 5.4, quello relativo al trasporto scolastico, ricordando, no, che ieri ci siamo sentiti dire che le cose sono decise e che non ci sono esigenze particolari in termini di trasporto. Oggi ci sentiamo dire che non sappiamo ancora le modalità di trasporto. Allora, quando la Giunta si sarà chiarita qual è la posizione reale e quando, lasciando in fiducia all'assessore il fatto di verificare quelli che sono prescrizioni e contributi dello Stato, accettiamo di trasformare in ordine del giorno, impegnando la Giunta a integrare i fondi che dovessero essere mancanti
rispetto ad altri contributi dello Stato. Ecco, io credo che questa Giunta, visto che vanta ampi margini di autonomia, potrebbe anche essere proattiva e non attendere sempre lo Stato. No? Però insomma va bene così, ringraziamo il Governo di tutto quello che fa per l'emergenza coronavirus. Quindi ritirato il 5.4. Bene, possiamo quindi procedere alla votazione. Vedo alcuni colleghi ancora non collegati, tipo Marsilio, Gabrovez, ma non c'è, Sciauli non è collegato, Singh non c'è. Bene, sì. Allora, cominciamo a ponere in votazione gli emendamenti. Cominciamo dal 5.1 della collega Santoro. È aperta la votazione. Bene, allora chiudiamo la votazione, registriamo Barberio, non c'è, Moretti favorevole, Piccin contraria, l'emendamento è Sciauli favorevole, è respinto. 5.2 Conficoni, è aperta la votazione. Bisogna stare in aula per votare, Singh, non è che può entrare e dire no e uscire. Adesso 5. È chiusa. Ah, ecco. Vabbè, è chiusa la votazione. Moretti favorevole, Piccin contraria, Sciauli favorevole, respinto. 5.3 Moretti. È aperta la votazione. Basso. Chiusa la votazione, basso contrario, Moretti favorevole, Piccin contraria, respinto. E Sciauli favorevole, respinto. Il 5.4.1 Cosolini per appello nominale. È aperta la votazione. Aperta la votazione. Io non la vedo. È chiusa la votazione, Moretti favorevole, Ussai non c'è? Favorevole Ussai, Piccin contraria, Sciauli favorevole. Sciauli è collegato o no? Sciauli. Ah, sì. Bene, quindi l'emendamento è respinto. 5.5 Cosolini, è aperta la votazione. Da Giau. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. Sciauli favorevole. 5.6.1 a firma Morettuzzo per appello nominale. È aperta la votazione. Moretti. Boschetti. Boschetti, lei vota? È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto.
5 e 7 lo votiamo per parti e cominciamo con la lettera A. È aperta la votazione. È chiusa la votazione, l'Aula approva. Lettera B, è aperta la votazione. È chiusa la votazione, la lettera è approvata. Lettera C, è aperta la votazione. Per appello nominale. È chiusa la votazione. Singh, come vota? Ha votato? Bene. La lettera è approvata. Passiamo all'emendamento 5.8 di Onsel, è ritirato. 5.9 di Onsel, è aperta la votazione. Per appello nominale. È chiusa la votazione e l'emendamento è respinto. Passiamo al 5.12.1 Bordin, è aperta la votazione. Capozzella. È troppo tardi. Chiusa la votazione, favorevole. È stato approvato. 5.12.2, proponente Onsel. È aperta la votazione. Miani, lei cosa fa? No? Miani, no lei? Dicano a voce, no? Bene, chiusa la votazione, l'emendamento è bocciato. Polesello? Contrario, anche Polesello. Bocciato. Passiamo al 5.14, Santoro. 5.13? Aspetta un attimo. 5.13. Votiamo allora il 5.13 Cosolini, è aperta la votazione. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.14 Santoro, è aperta la votazione. Ussai. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.15 Cosolini per appello nominale, è aperta la votazione. Giao. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.16 Santoro, è aperta la votazione. Per appello nominale.
Sì. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.17 Conficoni. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, l'Aula non approva. 5.18 ritirato. 5.18.1 Conficoni. È aperta la votazione. Dalzovo, Jacob, Capozzella. Capozzella. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.18.2 Sergo, Capozzella. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, l'emendamento è respinto. 5.19 Morettuzzo. È aperta la votazione. Un attimo di pazienza. Ecco. Bolsonello. Mattiussi. È chiusa la votazione, l'emendamento è respinto per 2 voti. 5.19.1 Giunta regionale. È aperta la votazione. Chiusa la votazione, l'emendamento è approvato. Votiamo l'articolo 5. È aperta la votazione. Bene, chiusa la votazione, l'articolo è approvato. Passiamo all'articolo 4, difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Cominciamo con l'illustrazione degli emendamenti. Do la parola al consigliere Conficoni, che ne ha presentati 4, 4.1, 4.8, 4.10 e 4.12. No, 4.12, 4.1, 8, 10 e 11. Prego, consigliere Conficoni. Sì, grazie Presidente. Questi 4 emendamenti sono la seconda parte del pacchetto che ho iniziato a presentare durante la discussione dell'articolo 5 all'inizio, relativi al tema della promozione della mobilità sostenibile. Ribadisco l'importanza di incrementare gli sforzi in questa direzione, anche per far sì che questa emergenza Covid si trasformi in un'occasione di cambiare abitudini di spostamento e di mutuare dei comportamenti virtuosi, e quindi di rilanciare l'economia andando nella direzione di uno sviluppo sostenibile e a basso impatto. Molto spesso l'assessore Scocimarro vanta il fatto di avere fissato degli obiettivi ambiziosi, che la nostra regione è in prima linea nel contenimento del cambiamento climatico, però alla fissazione di obiettivi molto ambiziosi ma da traguardare nei prossimi decenni, dal nostro punto di vista devono corrispondere altrettante azioni nel breve periodo che sostanziano da subito questo impegno e non scaricano l'onere di raggiungerlo sulle prossime amministrazioni, sulle prossime legislature. Quindi con questi emendamenti chiediamo di fare degli sforzi in più. In particolare sul versante
dell'incentivo all'acquisto delle auto ecologiche. Ci sono moltissime domande ferme per mancanza di contributi, circa 2 milioni di euro mancano all'appello quest'anno per poter soddisfare le domande già presentate. Addirittura in provincia di Pordenone i fondi stanziati nel 2020 non sono nemmeno sufficienti a coprire tutte le domande pervenute entro la fine dello scorso anno. Quindi chiediamo di aggiungere a questo capitolo 3 milioni di euro in modo tale da poter anche soddisfare nuove domande che dovessero pervenire, come sicuramente sarà in corso d'anno. Sarebbe davvero assurdo, Assessore, che noi, dopo abbiamo la Commissione per esprimere il parere, aumentassimo i contributi per la benzina agevolata, ma parallelamente non investissimo più risorse nella promozione della mobilità elettrica, perché altrimenti daremo un segnale totalmente divergente rispetto all'obiettivo di contenere le emissioni climalteranti. Daremo più incentivi alle fonti fossili senza spingere invece i veicoli ecologici. Un altro emendamento, il 4.10, è teso a rifinanziare invece la linea contributiva per le bici a pedalata assistita. E sotto questo profilo ho visto l'emendamento della Giunta che sostanzialmente supera la nostra iniziativa, perché va ad individuare una nuova linea contributiva estendendola anche alle biciclette a pedalata a propulsione muscolare. Quindi questo è sicuramente positivo, vuol dire che lo stimolo che vi abbiamo dato col nostro emendamento l'avete raccolto, così come avete raccolto anche il successo che sta avendo, se non altro in termini di aspettative che ha suscitato e di acquisti che sta generando, il bonus mobilità stabilito dal governo. Quindi certo si poteva anche decidere di tenere la precedente linea contributiva ed emendarla in modo tale da non dover fare nuove convenzioni con le Camere di Commercio, ma evidentemente per un'esigenza di immagine comprendo che la Giunta abbia voluto istituire una nuova linea contributiva. Ritengo comunque, e questo è il senso del subemendamento che vado ad illustrare rispetto alla proposta della Giunta, di voler dare un contributo aggiuntivo per l'acquisto delle cargo bike che costano di più delle biciclette a pedalata assistita normali e anche di quelle a propulsione muscolare, e che meritano un'attenzione particolare anche perché sono quelle con cui magari i genitori accompagnano i bambini piccoli a scuola e quindi hanno anche una valenza di carattere educativo. Silenzio. Che credo meriti di essere sottolineata. Così come con un altro emendamento chiediamo di introdurre lo stesso tipo di agevolazione particolare all'acquisto di cargo bike anche nella linea contributiva che avete sostituito, rivolta agli enti locali e alle imprese. Questi sono gli emendamenti, grazie. Grazie. Mazzolini, 41142. Grazie Presidente. Questo subemendamento che ho presentato appunto riformula l'emendamento 4.2 che vado a leggere. Dopo il comma 4 dell'articolo 4, difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del DDL 99, assestamento di bilancio per gli anni 20 e 22, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, numero 26. 4 bis. Al fine della promozione del polo turistico del Comune di Forno di Sopra, il Comune di Forno di Sopra può utilizzare gli utili relativi alla compartecipazione di cui al comma 17 articolo 4 della legge 27 dicembre 2013, numero 23, disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, legge finanziaria 2014, previo adeguamento dei termini della convenzione sottoscritta dall'Agenzia regionale Promotour, oggi Promoturismo, ai sensi del medesimo comma 17. Grazie. Bene, grazie Mazzolini. Tosolini 4.3.
Grazie Presidente. Questa è la modifica dell'articolo 11 che si riferisce ai compensi della USIR. Dice: ai presidenti di cui l'articolo 7 spetta un'indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al sindaco del comune capoluogo di regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di sindaco. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui l'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissata dallo Statuto, nonché un rimborso delle spese di trasferta. Leggo le note perché hanno un aspetto giuridico estremamente importante per il lavoro che è stato fatto anche da parte della direzione degli enti locali. La legge regionale 5/2016 sul servizio idrointegrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che riforma il settore in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, ha costituito l'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti AUSIR, ente pubblico economico di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Attualmente, in relazione ai compensi dei componenti degli organi, sostanzialmente si applica l'articolo 42 della legge 18 del 2015 e si prevede solo il rimborso delle spese di trasferta. La successiva legge regionale 1 del 2019 di modifica alla legge regionale 5 del 2016 però introduce nuovi e molto più onerosi in termini di responsabilità compiti per gli organi dell'AUSIR. Nella specifica al Presidente viene aggiunta la responsabilità legale e una serie di funzioni, tra cui quella di stipulare le convenzioni di servizio e relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6,7 lettera D e le convenzioni fra gli enti. Appare doveroso, anche per le ragioni, modificare l'attuale previsione e prevedere un'indennità di funzione per il Presidente, indennità non cumulabile con quella attualmente spettante come sindaco, e un gettone di presenza per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Grazie. Grazie. Sergo 44. Sì, grazie Presidente. Vediamo di presentare l'articolo, poi vorrei dire due cose anche... Sì, presento l'emendamento, ma vorrei dire due cose anche sull'articolato. Certo. L'emendamento potrei dire che si illustra da sé, nel senso che su questa partita, e stiamo parlando sempre delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, un argomento che a nostro avviso non gode di tutto l'interesse che dovrebbe avere, ma ovviamente non parlo solo di cittadini, amministratori, popolazione, ma anche di colleghi e spesso anche di assessori che ancora non hanno capito forse effettivamente la partita che si sta giocando e che la Regione è chiamata a giocare dallo Stato italiano da 1 anno e mezzo a questa parte. 1 anno e mezzo che è stato approvato e convertito in legge il DL Semplificazioni nel febbraio 2019 e con quella legge lo Stato ci chiede di approvare una legge regionale che possa in qualche modo mettere, diciamo così, fare una legge quadro per la gestione delle grandi derivazioni idroelettriche. E in quella norma nazionale è previsto anche un obbligo, o meglio, è previsto che le regioni possano obbligare i concessionari delle grandi derivazioni a cedere gratuitamente una parte dell'energia prodotta sul nostro territorio. Ovviamente se noi non lo mettiamo in legge non possiamo esercitare questo nostro, chiamiamolo diritto, il diritto di un intero territorio ad avere questo tipo di, chiamiamola agevolazione. C'è anche la possibilità di monetizzare eventualmente qualora il territorio non volesse avere energia elettrica gratuita. Ci potrebbe essere anche questa possibilità
e allora si può prevedere anche la monetizzazione. Di questa partita noi abbiamo già visto un emendamento a marzo. Era un emendamento della maggioranza, prima firma consigliere Boschetti, cui poi si sono aggiunte le firme di altri consiglieri. Era praticamente uguale, nel senso che la legge nazionale è un mero recepimento di legge nazionale, qui non è che ci voglia molta fantasia, diciamo, per presentare questo emendamento. E quella volta noi non siamo riusciti neanche a discuterlo perché poi c'è stato il lockdown, c'è stato il rinvio della legge sviluppo impresa e non si è arrivati neanche alla discussione. Io faccio, diciamo, ho voluto ripresentare qui, anche perché era la prima occasione utile dove si potesse parlare anche di soldi, ambiente e quant'altro. Ho voluto ripresentare qui l'emendamento perché per due motivi. Uno, perché era sparito dai radar. Dopo diciamo, il tentativo del consigliere Boschetti, neanche nelle leggi successive, quelle per l'emergenza, era stato inserito questo, che comunque, ricordo, stiamo parlando di risorse eventuali per i nostri comuni, per i nostri enti locali. Noi abbiamo individuato le comunità di montagna perché questa ovviamente è l'intenzione anche della giunta regionale, quindi stiamo parlando di soldi, volendo, oppure, ripeto, energia gratuita, ma stiamo parlando anche di tanti soldi. Non stiamo parlando di 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, qui parliamo di milioni di euro. Allora, dopo mesi di ovviamente recriminazioni, pianti, quant'altro, c'è una partita dove lo Stato ci dice andate a prendervi questi denari, noi facciamo finta di niente, abbiamo fatto finta per 1 anno e mezzo, adesso chiaramente mi auguro che si riesca a giocare questa partita una volta per tutte, Assessore. Lei lo sa che noi abbiamo tempo fino al 31 ottobre per approvare la legge regionale. Questo grazie ovviamente a un emendamento che ha visto la firma anche del nostro deputato Luca Sut, altrimenti noi avremmo già perso questo treno, perché se fosse stato per voi l'avremmo già perso il 31 marzo questo treno. E quindi noi anche, e ringrazio tutti i consiglieri colleghi che hanno presentato con noi una proposta di legge su questo tema un mese fa, proposta di legge che sta solo aspettando il vostro disegno di legge, che l'avete annunciato ancora a gennaio, poi a febbraio, poi doveva essere presentato entro il 15 di aprile, poi quando è successo la questione anche sulla nuova concessione di Son Plago ci avete detto entro 2 settimane lo presentiamo, era praticamente anche lì maggio, aprile. Siamo a fine luglio, ancora lo dobbiamo vedere. Allora io voglio credere che voi avete un emendamento su questo tema, avete un disegno di legge pronto e infatti mi aspettavo di vedere il vostro emendamento in questo assestamento di bilancio, perché se è già pronto ci poteva stare. Avreste potuto anche presentare un subemendamento sostitutivo al mio se c'è qualcosa che non va o se c'è qualcosa di differente. Ma non ho visto e quindi presumo che l'emendamento 4.4 vi vada bene così e quindi tutta l'Aula potrà votarlo e siamo già contenti. Almeno la finiamo di lasciare che altri continuino a prendere soldi nella nostra regione. Dico... No, sull'articolo 4 c'era solo una richiesta di chiarezza per quanto riguarda i nuovi bonus per le bici, perché dicono nuovi, voi qui state aggiungendo dei commi, ma in realtà il regolamento già c'è, cioè non vorremmo capire questo passaggio, perché poi ovviamente andando a fare una nuova norma ci vuole un nuovo regolamento e tutto il resto. Mi auguro che così non sia e magari se ci spiegate questo. E chiudo con una battuta. Ho visto che inserite
sempre nel 4.5, delle sanzioni e laddove non ci si adegua, no, alle normative sulla difesa del suolo. Ci avete sempre detto che siete contrari alle sanzioni, allora anche qua le prese in giro continuano. Quando vi fa comodo qualcosa lo fate, quando non vi fa comodo non lo fate. Allora, se per bocciare le nostre cose vi dovete arrampicare sugli specchi e trovare giustificazioni che poi non stanno né in cielo né in terra, a me va ben tutto, fatelo, non c'è problema, però almeno se qualcuno ve lo fa notare poi non prendetevela. Grazie. Diamo la parola all'assessore per il 4.5 e il 4.8.1. Grazie Presidente. La 4.5, il 4.5 è un elemento tecnico che posticipa di un anno i termini per l'emergenza Covid. Si tratta, come è scritto nell'emendamento, del rivolto titolare di permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, così si dice tecnicamente, o della derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico per attività termali. Poi questo regolamento regola appunto come restituire queste acque in maniera che non si vada poi ad influire sull'ecosistema. Se metti troppa acqua calda in uno stagno fai morire appunto i pesci e appunto gli esseri viventi all'interno dello stesso. Quindi ci vuole un regolamento che dia le regole corrette in tutto questo. Approfitto per dire che non ci sono sanzioni perché resta esattamente quello che era prima, è solamente un emendamento tecnico affinché ci possa essere questo slittamento di termini. Poi abbiamo nel 4.5 anche i 300.000 euro in tabella per finanziamento extra ad ARPA. Si tratta di contratti per i dipendenti, quindi adeguamento degli stessi. Poi 4.8.1, allora è l'emendamento per le biciclette per i privati, sono 100.000 euro da rimpinguare prelevati successivamente, prelevati dal capitolo bici aziende e enti pubblici. Si ha un contributo fino a 300 euro per un massimo del 30% per bicicletta a pedalata assistita, mentre sono sempre fino a un massimo del 30% dell'importo del veicolo, ma soltanto fino a 200 euro, soltanto, 200 sono parecchie per una bicicletta che ha propulsione muscolare, cioè la classica bicicletta che andavamo da bambini. E poi sono finiti i miei, no? Due della Giunta, basta, sono solamente questi due. Sì, Grazie. Sì. Onsel 467 15 15 1. Grazie. Allora, qui di nuovo appunto, essendo questo un assestamento che era partito come poverissimo ma con una grande mobilità di denaro, indicando che forse c'era anche un'incertezza su come era stata posizionate le poste 7 mesi fa, 7 mesi fa ormai, visto che siamo quasi in agosto. Allora pensavo che anche alla luce di quanto si era maturato nella sessione europea, dove erano stati ribaditi i grandissimi obiettivi, di mettere qualcosa, diciamo, di concreto. Anche perché poi nel DEF c'era il vuoto pneumatico, e quindi sì. Mi sembrava appunto che dare un po' di sostanza fosse opera meritoria. E quindi il 4.6 dice 4 milioni e mezzo, qui ho mutuato quanto ha fatto la Regione Lombardia, che quindi tutto sommato dovrebbe essere un modello per questa regione, no? Relativamente alla sostituzione degli impianti a gasolio. Questo crea posti di lavoro e dà un'accelerazione a un certo tipo di tecnologia e oggettivamente ci permette di abbattere la nostra impronta carbonica, nonché migliorare la qualità dell'aria. L'ho parametrato appunto sugli investimenti lombardi, tenendo conto della proporzione della popolazione, non degli impianti di gasolio, sul quale onestamente qui non ho purtroppo dei dati molto precisi
quindi chiaramente forse diciamo, ce n'è, temo, purtroppo un po' di più di quelli che sono in Lombardia, ma comunque diciamo, intanto c'è questo. 4.6. Lo faccio periodicamente questo, quindi, però ritengo che sia il primo passo veramente facile da fare per abbattere emissioni. Sono, diciamo, il gasolio, però sono proprio a basso tenore di zolfo, sono proprio, diciamo, quelli che insomma, sono i meno nobili tra i carburanti fossili. Il 4.7 invece era appunto, poi adesso ho visto, devo dire che qui avete rimescolato un po', ma io credo di essere stato il primo a portare questo emendamento. Adesso ho visto che tutti, cioè qui si trattava non solo biciclette a pedalata assistita, io dicevo, ma anche a pedalata in qualche modo così, col motore animale, ecco, insomma, del motore umano. E quindi acquisto biciclette di vario tipo, quindi non solo appunto a pedalata assistita. C'è anche un emendamento che prevede, ma c'era già la posta per la pedalata assistita, ma anche diciamo, per altri dispositivi di propulsione elettrica da utilizzare in aree urbane. Poi il 4.15, di nuovo, a mio avviso, non si può passare su una strategia, non si può immaginare che ci possa essere una strategia di riqualificazione energetico, di ripensamento energetico senza partire dai sindaci. Io lo dico per esperienza, avendo diciamo, per oltre 10 anni fatto parte del patto dei sindaci. E dunque su questo ripropongo, lo so che voi mi direte, ma noi abbiamo messo 100.000 e nessuno li ha spesi. Ma il punto non è quello di mettere 100.000, non farlo sapere a nessuno e poi portarli in avanzo. Il punto è mettere una posta importante per la definizione del piano attuativo sull'energia sostenibile e fare un'azione di promozione e anche di counseling, se uno può dire, no? di orientamento verso comuni anche piccoli, suggerendo loro che cosa diciamo, è possibile fare. No? Che cosa è possibile in qualche misura anche innovare e sperimentare a seconda di quella che era la loro natura. Io lo so bene che ci sono aziende che lo possono fare, però difficilmente un piccolo comune ha la maturità di andare a reperire queste aziende e andare, cioè di società, di consulenza e a costruire, anche perché può avere diciamo, un suo onere. Allora bisogna mettere una posta, diciamo, in questo caso importante, poi insomma non è che poi rispetto alle cifre che noi abbiamo visto, insomma qui sono 1.200 euro, 1.200.000 euro sul triennio, quindi non è diciamo, una cifra importantissima, ma l'importante è anche creare quell'humus, quel contesto di orientamento che possa aiutare tutti i comuni a formularlo. E dunque questo anche lo faccio sistematicamente e non viene mai, diciamo, purtroppo accolto, però o fate così o non ce la farete mai. Questo uso il voi invece di dire o facciamo così o non ce la facciamo mai, perché quando io ero nella vostra posizione lo facevo. E adesso purtroppo diciamo, non lo sono più, sono qui meramente spettatore e vi dico, però è inutile che voi facciate i più belli enunciati e partite da quella che è l'unica strada, l'hanno sperimentato in tutta Europa, colori politici di ogni genere, o si fa il piano attuativo per l'energia sostenibile legandolo alle specificità del territorio, oppure alla fine nessuna grande azione potrà essere diciamo, realizzata, men che meno quell'ambiziosissimo progetto di anticipare l'obiettivo europeo sul 2050 di 5 anni, no? Che è stato diciamo, enunciato, cioè di farlo in 25 anni invece che in 30, meno di 2 mesi fa. Grazie. Morettuzzo, 482, 416. Bidoli. Vado io. Grazie Presidente, vado io. Allora, il 4.8.2 prende spunto un po' anche da un ordine del giorno che era stato presentato ancora in legge di stabilità, accolto appunto anche dalla Giunta,
e quindi questa di fatto è un'evoluzione di quell'ordine del giorno, nel senso che quello entrava nello specifico individuando un intervento puntuale. Questa indicazione, questo emendamento amplia un po' la platea dei beneficiari, quindi però dicendo che questi contributi, che possono essere di 30.000 euro al ristoro del 100% delle spese, vanno ai comuni di montagna piccoli, sotto i 1.000 abitanti, per appunto la realizzazione di studi specifici per la valutazione dell'impatto delle opere necessarie per la messa in sicurezza di aree classificate ad alta pericolosità idraulica, quindi raccogliendo un po' quello che diceva anche l'ordine del giorno. Poi è stato inserito dove siano presenti strutture turistiche, sportive e ricreative, ma qui c'è anche la disponibilità ad eventualmente aggiungere altro. Poi il 4.16 invece di fatto aggiunge 1 milione di euro al capitolo dei contributi ai privati per la rottamazione e acquisto di auto ecologiche, che sono ferme per l'esaurimento di fondi. Qui le domande sono esaudite man mano appunto che ci arrivano le risorse, senza distinzione di annualità. Prima di chiudere volevo chiedere ai proponenti del gruppo 5 Stelle di aggiungere la firma all'emendamento 4.4, in attesa anche poi di sentire quale sarà la risposta dell'assessore rispetto a questo tema, anche perché sarebbe appunto auspicabile, e c'è l'attenzione da parte dei territori di conoscere quale sarà diciamo la volontà o l'attenzione rispetto alla presentazione della norma, così come già bene esplicitato dal consigliere collega Sergo, anche perché sul territorio stanno chiedendo ai comitati e alle amministrazioni comunali di essere i presentatori della proposta che giace di andare a presentarla sui territori. Quindi sarebbe anche a questo punto, visto che c'era questa dichiarazione della presentazione della proposta entro luglio, che ci fosse la Giunta o qualcuno della maggioranza che accogliesse questo invito dei territori per la presentazione della norma. Grazie. Grazie. Marsilio 4.9. C'è firmato, lo firma lunga. Jacopo, Moretti, Cosolini, Santoro, Gabrovez. Lo diamo per letto. Bene, grazie. Ussai 4.13. Grazie Presidente. Sì, con questo emendamento si stanziano 250.000 euro sul capitolo per l'acquisto delle biciclette elettriche a pedalata assistita. Su questo emendamento avevo cercato anche l'interlocuzione con la direzione e con l'assessore, alla luce del fatto che se uno adesso prova a vedere se questo contributo è attivo, trova sul sito della Regione il fatto che attualmente il canale contributivo è chiuso, non è possibile presentare domande. Noi sappiamo che sono state stanziate 0 risorse su questo capitolo inizialmente, e anche per gli anni successivi c'erano stanziate 0 risorse. Sappiamo d'altronde che nella manovra del governo per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, i comuni con più di 50.000 abitanti e le città metropolitane, c'è un contributo importante che è riconosciuto anche e apprezzato dai cittadini e dalle associazioni. Restano scoperti i piccoli comuni. Per questo ci sono anche delle petizioni che sono state presentate anche nella nostra regione, e ci sembrava importante quindi mantenere lo stanziamento che c'era. Abbiamo visto e apprezzato il fatto che l'assessore abbia presentato appunto questo emendamento 4.8.1. Il problema, e come diceva anche il mio collega Sergo, è che al di là dello stanziamento che attualmente è di 100.000 euro, si tratta di un nuovo capitolo che è l'8811 e che quindi non sarà immediatamente utilizzabile e avrà bisogno di una delibera di giunta che determini i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse. Per cui
Secondo noi sarebbe importante rifinanziare quel capitolo che adesso c'è nell'attesa che diventi operativo quello proposto dalla Giunta. Grazie. Bene, grazie. Terminata l'illustrazione degli emendamenti, aprirei la discussione generale. Marsilio? Prego. Ovviamente riprendo l'emendamento 4.2 riscritto per ripetere, anche implementando alcune considerazioni. Se la convinzione era che l'articolo inizialmente scritto fosse inapplicabile, perché va a alterare comunque il rapporto contrattuale, la riscrittura è peggio di quello che è stato fatto, ma non è peggio, è furbo, perché a questo punto si porta in carico la responsabilità di una decisione di tipo patrimoniale, economico, al direttore di promotorismo, che deve giustificare perché, a fronte di una legge, di una convenzione che gli dava la possibilità di avere delle entrate derivanti dalle centraline idroelettriche motivata per la riduzione dei costi di gestione del polo, oggi lui rinuncia a quei soldi. Voglio ricordare a tutti i colleghi che più volte la Corte dei Conti ha sollevato il problema dei conti e dei bilanci impassivi dell'ex promotur, oggi promotorismo, sulla gestione dei poli, con tutta una serie di questioni legate ai prezzi dei biglietti, per cui in molti casi non si potevano ridurre perché la società è in passivo. Oggi noi, seppur per somme nel bilancio promotur fosse insignificanti, gli andiamo a dire: bene, tu puoi autorizzare il Comune di Sorne a non darti più i soldi, ma lo autorizzi tu. Bene. Vedremo se il direttore di promotorismo avrà il coraggio di farlo e se la Corte dei Conti, rispetto a tutto quello che ha scritto negli anni rispetto alla questione di gestione, sarà d'accordo. Ma è un problema di responsabilità, qualcuno se lo prenderà. Torno a ribadire la questione politica e lo dico guardando il Presidente, che so da vecchia esperienza amministrativa che alcune cose ce le hanno insegnate nel tempo, no? Che sono quella del rispetto degli accordi e dei patti che si fanno, soprattutto quando questi entrano in un territorio e per essere fatti sono il risultato di mediazioni e di negoziazioni importanti che vengono fatte. Le centraline idroelettriche, la Comunità Montana della Carne iniziò negli ultimi anni '80 con un piano energetico a realizzare centraline idroelettriche, facendosi carico della realizzazione e della gestione per poi utilizzare le risorse che gli derivavano a favore dell'intero comprensorio della Carnia. La centralina del Tolina, vado in sintesi, potrei farvi storie più lunghe, ma la centralina del Tolina è l'ultima arrivata perché, pur avendo più di 10 anni in piedi la concessione, non si riusciva mai a chiuderla per la contrapposizione del comune di Forni di Sopra. Ci fu la necessità di mediazioni lunghe e importanti che portarono a quella soluzione che poi è stata messa in campo, cioè la comunità montana che è in possesso della concessione regionale fa la centralina, la tiene per il periodo necessario all'ammortamento dell'investimento che lei ha fatto, i mutui fatti per farla, alla fine la trasferisce, la vende al valore residuo al comune di Forni con un impegno formale di coinvolgere l'idroelettrica fornese, che è l'altra società di distribuzione di energia elettrica con la SECAP, per favorire il territorio, il comune di Forni e la regione per la questione legata al polo e giustificare quindi la riduzione dei costi e il mantenimento di un polo che era in passivo. Quindi nasce da un lavoro
di mediazione non solo tra Comunità Montana e Comuni di Forni, ma tra i 28 comuni della Carnia e i comuni di Forni e la Comunità Montana. Non è una questione personale. Scusa Enzo, quando i commessi distribuiscono indossate le mascherine, per favore. Prego, scusa. Quindi non è una questione personale nei confronti di Forni, poi posso fare l'attacco politico che tanto è la solita marchetta a favore del sindaco leghista di turno, no? Ma non mi interessa. Voglio dire che quell'operazione è un'operazione che ha avuto con fatica trovato, tra virgolette, un equilibrio. Domani mattina il comune di Forni Avoltri, il comune di Rigolato, il comune di Prato Carnico, il comune di Paluzza, il comune di Forni di Sotto, dove ci sono le altre centraline di proprietà della Comunità Montana, sono legittimate ancora di più a dire a questo punto datele a noi, perché non è una questione di principio. Vi ho detto ieri che la centralina del Tolina nel 2015, l'ultimo anno in cui è stata gestita dalla Comunità Montana, ha reso 835.000 euro che sono stati presi oggi e dati gratuitamente al Comune di Forni. Allora non credo che il 10% di quegli introiti destinati per legge e per convenzione alla promoturismo per l'abbattimento dei costi di gestione del polo fosse una cosa vergognosa. È una cosa giusta, legittima, ma che dava un ulteriore tassello di giustificazione perché gli altri comuni accettassero un'operazione del genere. Quello che state facendo rischia di mettere, non me ne frega niente dei 4 soldi, perché gliel'ho detto ieri l'assessore, se il comune ha il problema di avere, come è stato scritto, per destinarli a beni immobili e immobili, dategli il contributo per comprare i beni immobili e gli immobili che gli servano, ma non potete tradire un accordo difficile, complicato e complesso e quindi far saltare equilibri anche tra le amministrazioni comunali. State facendo un disastro. Dopodiché politicamente, ve lo dico, mi va benissimo che andate avanti, mi va benissimo, perché a quel punto sarò io il primo a scatenare gli altri sindaci su questa operazione qua. Ma è una cosa assurda, insensata, illogica. State creando dei problemi su un problema che non esiste, solo per il capriccio di voler impuntarsi su una questione inutile. Ripeto, il comune di Forni Avoltri, di Rigolato, di Prato, di Forni di Sotto e di Paluzza domani mattina chiederanno anche noi vogliamo gestirci noi le centraline idroelettriche. Perché non è un problema di risorse che gli entrano. Allora se gli abbiamo già fatto un regalo a quel comune dandogli gratuitamente perché l'ha comprata con i soldi, tutti i soldi, 100% della regione, gli sono anche avanzati con quella norma di legge che gli si autorizzava la devoluzione. E oggi voi gli andate a dare anche l'ulteriore tassello per niente, per creare il casino, scusatemi il termine, scusi Presidente, nei confronti degli altri sindaci. Allora, è vero, vale la politica che si divide e si impera, continuate così va bene, ma state distruggendo un territorio e i rapporti interni faticosamente tenuti in piedi per decenni in quel territorio. Bene, grazie. Jacob. Sì, grazie Presidente. Vede, anch'io intervengo su questo tema solo per un motivo che a questo punto è un motivo di soddisfazione. Allora, a parte le motivazioni più che concrete che sono state ribadite in ogni occasione da parte del collega Marsilio su quella che è appunto la pertinenza di questo articolo, di caso sempre si è trattato di un emendamento più volte presentato e ritirato poi su sollecitazione non dei sottoscritti ma su un approfondimento che proveniva appunto dagli uffici o dal banco della Giunta. Ma siccome su questo tema personalmente
e lo dico senza tema di smentita, personalmente o con gli altri colleghi siamo stati accusati dal collega Mazzolini presso la comunità di Forni di Sopra, lui non c'è ma glielo dico espressamente, di essere noi a volere per un motivo di ripicca e di impedire questo passaggio, cioè il fatto che il Comune di Forni di Sopra possa utilizzare questi soldi. Con questo subemendamento che presenta Mazzolini, siccome a questo punto qui si svela l'esatto contenuto dell'obbligo del Comune di Forni, che è una convenzione in essere con Promoturismo che giustifica di fatto la condizione per cui quella centralina è stata riacquistata dal Comune di Forni con stanziamenti regionali, che ripetevano gli stanziamenti regionali con i quali era stata costruita. Per essere molto chiari, a questo punto qui, e questo è, non ho detto del fatto personale mai prima, ma a questo punto glielo dico, e gli porto anche il fatto di quello che il collega Mazzolini, e non ho paura a dirlo, lo porto in fronte, è stato a dire nella comunità di Forni di Sopra, visto che in quella comunità ho anche dei legami personali, e questo è un problema personale, siccome è stato a dire queste cose, con questo emendamento si chiarisce una volta per tutte. Sarà Promoturismo, se rinuncia ai contenuti della convenzione che ha in essere e che è giustificata dal fatto che c'erano degli obblighi precedenti legati appunto alle modalità di finanziamento dell'operazione, che deciderà se è legittimo che Promoturismo e quindi l'amministrazione regionale rinunci a queste risorse. Sia chiaro questo. E di questo, visto che è entrato anche il collega Mazzolini, ora abbiamo chiarezza e mi auguro che il sindaco di Forni di Sopra, sollecitato dal collega Mazzolini, ancora non telefoni o non vada in certi luoghi ad affermare le cose che ho appena detto. Grazie. Ci sono altri iscritti. Bolsonello. Di un minuto, ma proprio perché per dare leggerezza, perché sono tutti che si arrabbiano. No, cioè, già assessore al turismo, già assessore alla montagna, no, io purtroppo già assessore, adesso anche assessore all'ambiente. Dopo 2 anni di lavoro di sostegno, perché voi non fate niente, di sostegno alla giunta dell'assessore, siamo arrivati finalmente al dunque. Assessore, lei è fuori. Direttore, lei è fuori. Con la legge voluta da me e dall'amministrazione Fedriga, abbattere il costo dell'energia, riprendiamo la nostra energia, la nostra acqua. Stefano Mazzolini, grande. Adesso siamo arrivati anche all'assessore all'energia. Fra poco, secondo me, deve davvero grande, un genio, devo dire la verità, collega Mazzolini, forte e basta, forte e basta. Però No, perché arrivo e tengo leggero, collega Bordin, tengo leggero, no? Mi tengo leggero, no, ma tengo leggero perché non voglio... Lasciamo finire, non ha offeso nessuno. Non ho offeso nessuno, ho scritto una roba... Ha citato un atto scritto ufficialmente, non è che sta inventando niente. Adesso non facciamoci prendere... No, io non mi sognerò, guarda, proprio... Penso che, a parte il collega Polesello, con cui mi sono già scusato in separata sede, in quest'Aula io non ho mai offeso nessuno. Nessuno. E a microfono proprio nessuno. Neanche Simone Polesello. Quindi con cui mi sono già scusato e ho già detto che. Ecco, io in quest'Aula non ho mai offeso nessuno in 7 anni. Prosegua. E neanche continuerò anche in futuro, perché quest'Aula è seria. Però mi sia permesso, viste... quello che sta succedendo, di portare alcune sottolineature, no? Ecco, perché da qui arrivo al discorso dell'acqua e al discorso della centralina, come ho già detto l'altro giorno. L'ho detto l'altro giorno e lo ripeto. Allora, a me non interessano ragionamenti di Corte dei Conti, di Procura, eccetera. Seguiranno, ognuno farà quello che deve fare, se qualcuno ritiene che ci siano state delle problematicità, prenderà e manderà i fascicoli in procura, manderà i fascicoli alla Corte dei Conti, manderà dove vuole, ognuno è libero di fare quello che ritiene. Però
però è evidente che su questa partita della centralina ai Foni di Sopra l'equilibrio, per quanto sgangherato, che si era trovato fra comunità, fra questo, era il fatto che il 10%, e l'abbiamo sentito ieri, la cubatura degli incassi era attorno ai 700.000 euro negli anni passati, quindi non 70.000 euro, 700.000, il 10% sono 70.000, quella parte di denaro doveva servire a un, fra virgolette, riequilibrio di costi in un polo montano che era un polo che è notoriamente in perdita e che è in perdita e rimarrà in perdita perché giustamente il pubblico deve anche garantire, laddove ci sono le condizioni, che si possano anche lavorare anche in perdita. Non è che dappertutto bisogna fare utili, cioè il pubblico serve anche a tenere in piedi i territori, a dare lavoro, a cercare di trovare soluzioni, eccetera, eccetera. Ecco, tutto qua. Quindi io penso che oggi la Giunta debba dirci, prima ancora che la maggioranza, se questo emendamento da un punto di vista politico ha un senso, da un punto di vista politico, perché da un punto di vista poi di tutto quello che riguarda giustizia, corte di cose, quello è un'altra cosa. Dal punto di vista politico, se questa cosa ha un senso, se c'è equilibrio rispetto alla montagna, se c'è equilibrio rispetto agli altri comuni che hanno nel loro territorio centraline di cui hanno diritto a questo punto di avere da parte della Giunta lo stesso tipo di risposte, perché lo squilibrio che creiamo adesso è uno squilibrio, vi piaccia o non vi piaccia, di cui avremo conseguenze nei prossimi anni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, rispetto ai rapporti fra comunità della montagna. Grazie. Bene, non ci sono altri iscritti a parlare, allora io chiuderei. No, io adesso siamo alle 13.34, visto che comunque il punto non lo finiamo oggi, stamattina, perché poi abbiamo la replica dell'assessore e i relatori, quindi cominciamo il pomeriggio. A questo punto, per non slittare dopo nel pomeriggio, chiudo la sessione antimeridiana adesso e riprendiamo allora con l'intervento poi di Boschetti e di Boschetti e Moretti alle 2:30. La seduta è chiusa.